Ragazzi, ci scusiamo perché è la prima volta che faccio una live nel mio canale, quindi siamo molto impedite come al solito. Allora, siamo qua oggi per fare una cosa un po' a sorpresa. È la prima volta che faccio una live dentro il mio canale, quindi faremo un po' un tema libero poi alla fine. Sono qua con la mia amica Daniela. Ciao a tutti. E siamo qua appunto perché volevo presentare il nuovo canale. Oh, ciao! Ciao. Allora, aspetta, ecco qua la Ciao. peruana. Un attimino, ciao cara, Ciao. hola. Allora, aspetta che adesso devo Non fare... viene... a te deve non venire so. dall'altra parte. Aspetta un attimo, Sì, Stella, fai tu, fai che io... che ti devo prendere un attimo, eh. Ok, forse sono dentro. Un attimino, abbiate pazienza. Anche Selene. Ciao, ciao Se non Selene. sbaglio, ciao. Ok, allora Selene, tu riesci per favore dal coso mio ad aggiungere la peruana come Moderatore. moderatore? Ah, ecco qua, guarda che ti ha lasciato, Bravissima, già. ti ha dato l'indirizzo per poterla mettere come moderatore. Ciao Roby, carissimo. Ciao Roby. Ciao. Ti presento la mia amica Daniela, Roby. Piacere Roby. Ciao, ciao. Perché vediamo se qua... Dell'universo, wow, addirittura. Wow. Grazie peruana. Grazie. Allora, siamo qua appunto, dobbiamo presentare, io avevo già scritto, adesso penso che aspettiamo ancora un po' prima che arrivi qualche altra gente. Caramba che sorpresa, eh sì Roby, caramba che sorpresa veramente, perché praticamente noi avevamo deciso di fare questa live perché io avevo già annunciato... Ciao Roby, mi sta salutando, scusa, ti ho interrotto. Sì, no, saluta, Sì, tranquilla. No, tranquilla, saluta. Stavo dicendo, avevamo già annunciato su Facebook che dovevamo annunciare 2 canali in più, perché praticamente io ho questo con il telecamera fantasma su ED, siamo in 2, poi ne avevo aperto uno mio che è Cica64. Cos'è Cica64? Cica64 alla fine si aggancia ad Eddie, perché mentre Eddie va a cercare fantasmi e entità, non fantasmi, perché a me non piace dire fantasmi, entità. Calma e sangue freddo, Sì, te lo dice anche Roby. sì, lo so. Okay. Grazie caro. Mentre noi andiamo a cercare fantasmi, entità, tracce energetiche, la storia anche di alcuni posti, perché ci piace anche quello, su Cica riprendo praticamente i video, oppure parti che non mettiamo nei video di ED, e racconto solo visivamente però e con musica la storia, o comunque faccio vedere i paesaggi che ci sono nei luoghi dove noi andiamo. Quindi è più una cosa visiva dei posti, fino adesso friulani, perché noi siamo andati in Friuli, ma anche più avanti faremo vedere l'altro posto dove sono andata con un altro gruppo. Adesso faccio pubblicità a un altro gruppo con cui ho fatto delle ricerche. Siamo andati su a Fumegali insieme, IGT Paranormal Investigation Italy, e quindi quella parte lì si vedrà praticamente solamente i paesaggi oppure i palazzi, le case, ma solo quello praticamente. La parte paranormale viene esclusa. Poi ultimamente, siccome io e lei abbiamo insieme tanti amori, sì, ma ne che non sono uomini, no. quelli no, ognuno c'ha l'esclusiva, basta uno, su quello abbiamo l'esclusiva, ma diciamo sia il paranormale che altre cose, ma questo ve lo farò dire a lei. Ecco. Cominciamo subito per il primo giorno, va bene, non ti sovrasto, parlerai. No. E praticamente è un mio difetto quello di sovrastare. Vabbè, non importa. Vai tranquilla. E praticamente questo canale che abbiamo deciso di aprire insieme è il Esoteric Whisper of Gaia, che abbiamo aperto da pochi giorni praticamente, e che stiamo gestendo in 2, e adesso vi faccio spiegare a lei di cosa consiste, così parla anche lei, visto che dobbiamo lanciare anche sentite la mia voce che non è ancora tanto bella voce quanto la... sì, ma dai, finiscila. L'unica cosa che ti volevo dire, Lina, posso farti un complimento? Perché io ti dico, sono
intanto felice di essere qua stasera, perché comunque è un'emozione, è un'emozione, comunque un'esperienza nuova e mi fa sempre piacere. E soprattutto devo dire che sono onorata di essere iscritta al tuo canale, perché come la vedo io parlo col mio sentire in questo momento, e sai che noi parliamo col sentire, non con la mente in questo momento. Sempre. Ti dico che sono onorata perché io vedo che nelle tue ricerche tu ci metti un'educazione, ci metti un rispetto, ci metti un modo di fare molto dolce e non sovrasti, non sei, e le entità ti rispondono. Perché ti dico, a parte quando tu poi ricontrolli il video, che ti trovi tutte queste visioni che non puoi vedere in quel momento, abbiamo fatto un giorno un percorso assieme e devo dire che la ricezione è stata, a livello ricettivo, è stato pazzesco, se ti ricordi quel giorno. Sì, decisamente. Per cui volevo farti come premessa questo complimento e sono veramente onorata. Per quanto riguarda ciao invece, ciao, scusa, no, sto guardando. Adesso stiamo grazie parlando. della no, ho perso qualcuno qua. No, guarda qua, ci sono scritti qua, li vedi Scusa, così, gli rispondi a voce. sì, ok, scusa, perché sono Sera dal cellulare, grazie per essere qui. Grazie. So che siete amici della Lina e spero che, dato che abbiamo intenzione, siamo partite con questa novità di aprire questo canale che abbiamo chiamato Esoteric Whisper, perché noi questo nome esoterico ci porta delle vibrazioni particolari, perché fa parte del nostro vissuto, vero Lina? Vero. Quello che posso dire e raccontarvi di me e Lina, che siamo amiche da una vita. Vero. Ci conosciamo tanti, perché se diciamo l'età si spaventano, meglio non dire niente. Capelli bianchi cominciano, vabbè, non importa, non andiamo oltre. Tu la devi finire di parlare di sta roba qua. Tu sei più vecchia di me di poco. Ma guarda, e lo devi anche ribadire. Certo. Ma guarda te, e poi si chiama amica, No, l'amica è quella che dice sempre la verità e quello che pensa. Ma si metti in alza, non ti abbassa. Dipende, e io ti stimolo per alzarti da sola, perché tu da sola dovrai cercare la tua elevazione. Non ti può aiutare nessuno, Aspetta, cosa scritto? Non lo so. Paga di più, non so. Di cosa sta parlando? Non lo so. YouTube paga di più, non lo so cosa sta. Comunque volevo dire che ci siamo conosciute tantissimi anni fa, siamo colleghe di lavoro e siamo colleghe anche, diciamo, socie più che altro. Ciao, siamo socie in questa nuova avventura di questo canale, giusto Lina? Sì. E cosa devo dire? Una cosa che mi è venuta cioè, la sento proprio da dire in questo momento. Ci siamo conosciute come? Te lo ricordi? Grazie a cosa? Grazie ai nostri figli che erano a scuola assieme. E in quel momento cosa ci siamo detti? Ci siamo dette che abbiamo avuto 2 angeli custodi che ci hanno fatto incontrare. Noi andiamo molto a questo sentire. Di conseguenza, avendoci fatto incontrare, ci siamo osservate, ci siamo oscurate un po', abbiamo cominciato a parlare e ci siamo resi conto che avevamo un mondo in comune dal lato spirituale ed esoterico. Per cui abbiamo deciso di creare questo canale dove parleremo delle nostre esperienze soprattutto, perché vi voglio dire, io dal 1987, poi lei con altri percorsi, siamo praticanti Reiki di primo, secondo livello, abbiamo fatto percorsi sciamanici, abbiamo utilizzato le piramidi sia come meditazione e sia utilizzando i cristalli per trattare le persone, utilizzando le pietre. Abbiamo fatto un percorso di radionica e radioestesia, cioè cerchiamo nel nostro piccolo di fare più esperienze possibili in questo mondo, chiamiamolo paranormale, esoterico, perché poi è un tutt'uno energetico. Io lo chiamerei energetico. Esatto, per cui noi nel nostro canale abbiamo questa intenzione di proporre delle spiegazioni che però sono basate solo sulle nostre esperienze. Noi non pretendiamo di insegnare nulla a nessuno. Sarà un qualcosa di cui parleremo che è basato dal nostro sentire, basato sulle nostre conoscenze e esperienze, ma conoscenze dei corsi che abbiamo fatto poi alla fine. Per cui abbiamo ritenuto opportuno, dato che noi abbiamo avuto la possibilità di fare questi corsi a pagamento, cioè diciamocela tutta, vogliamo regalare a queste persone le nostre conoscenze e le esperienze e magari ne possono far frutto. Tutto lì, cioè questo volevo dire, solo per farci conoscere un pochino e poi
mi fermerei perché un po' di curiosità la dobbiamo lasciare, chiaro, giustamente, perché spero, mi auguro che tutti questi tuoi amici ci possano venire a trovare nel nostro canale che si chiama appunto Esoteric Whisper, che possa interessare, senza obbligo di nessuno, perché ognuno è libero, non puntiamo la pistola a nessuno. No, assolutamente. Però più avanti vai più capisci quanta gente è interessata a questo mondo del paranormale, se fai le cose serie, perché bisogna sempre farle con cautela. Parliamoci, scusa se ti no, assolutamente. Una cosa vorrei chiarire. Già iscritto Roby? Cioè, wow, veramente grande. Grazie. Ma io lo sapevo su Roby. Ci incontreremo, lo conosceremo, non lo so. Non lo so. Comunque, nella vita non si sa mai. Io non ho mai messo veto a nulla. Guarda, no, assolutamente. Ecco. Tu devi avere semplicemente fiducia nell'universo. Sempre. Quando tu hai l'universo, e ricordati, anzi, dobbiamo pensare tutti queste parole, che stiamo passando in una dimensione particolare, ci stiamo avviando tutti verso la quinta dimensione. E se ci rendiamo conto, il pensiero crea energia, la cosa normalissima, e creando energia siamo arrivati in un momento dove tutti i desideri e tutti i nostri pensieri si materializzano in una maniera molto più veloce. Di conseguenza, l'unico consiglio è avere semplicemente sempre un pensiero positivo. Se tu ti affidi all'universo, ti renderai conto di quello che ti arriva. Chiaro che lui ti manda un treno, sta a te poi prenderlo. È chiaro. Tutto lì, tutto lì. Quindi dovete sempre essere positivi, ragazzi, sempre. La cosa proprio. Perché quello che voi desiderate, perché siamo in un periodo in cui tutto viene esaurito. E desiderate e positività, sempre. Sempre, la cosa sempre. Principale. Questo è il periodo giusto per essere positivi. Non vi buttate giù, pensate anche in grande. Qualcosa vi arriverà sempre. Non capisco. Maghetta ha detto: io amo le indagini non invasive. Poi risponde Robin, riguardo quali non capisco se voleva fare qualche domanda. Mi piacciono le indagini più naturali possibili. Ciao Rip Ghost. Sì, effettivamente se tu sei iscritta al canale di Lina, vedi come fa le sue indagini con molto rispetto, tranquillamente. Cioè, io sono stata presente e qua non ci sono artifizi, cose particolari, Roberto. Cioè che ci siano, come si dice nel computer, che fai effetti. Non esistono queste cose. Assolutamente. Difatti, non saprei neanche, scusate, ma non saprei neanche come metterlo, perché sono imbranata. Scusate. 3 ore per fare una diretta e abbiamo già detto tutto. Non eravamo in grado, esatto, neppure di accendere un computer. Mamma mia, lascia stare. Anche perché, come dico sempre, nel mio primo video ho detto... Scusa. Bravo, la legge dell'attrazione. Esatto. Bravo Roby, hai proprio detto bene. Scusate, mi devo avvicinare perché sono ciecata, come diceva la C'è Rip Ghost che ti dice che purtroppo non riesce ad essere collegato, non possiamo stare collegati, domani sicuramente. Ma guarda, tranquillo, buonanotte ragazzi. Grazie invece dell'intervento. Ma guarda i nostri amici PRM, ciao carissimi. Ciao cari. È una vita che non vi vedo più, la vacanza è finita, guardate che voglio vedere i vostri video. Allora, che io li guardo sempre tutti, io adoro tutti i video dei paranormali, sono pochi che non riesco a vedere perché ho poco tempo, ma altrimenti starei lì tutto il giorno a guardarmi. Gestisci 3 canali, abbiamo un lavoro alle spalle, abbiamo una famiglia. Esatto, è un po' dura. Facciamo il possibile, perché poi si cerca di fare quello che si può, ma naturalmente nel rispetto di tutto. Sì, Maghetta, abbiamo capito che non ce l'avevi con noi. No, guarda, un altro carissimo amico che da poco, che è Exolux Channel, che me l'hai consigliato un altro nostro amico. Piacere, ciao. Spero di avere una persona carinissima, che vado molto d'accordo, abbiamo quasi gli stessi pensieri, le stesse idee. Bene. Anche la tua amica, la peruana, che poi è diventata anche amica mia perché ti ho sentito al telefono, sei carinissima, sei una persona speciale, dolcissima veramente, e mi ha fatto piacere quella sera che ho parlato con te. Non lo so, Lina, vuoi dire ai tuoi amici che... Io saluto tutti, sono già imbranata a capire. Vuoi dire ai tuoi amici se vogliono farti qualche domanda? Sì, al limite, se volete fare qualche domanda su energie, cosa non lo so, qua. Noi rispondiamo. No, volevo dire un'altra cosa, sul canale... volevo specificare, io non sono una cartomante, ragazzi, però sul canale, se voi leggete, ascoltate il primo video in cui
abbiamo detto che noi faremo le carte. Spiegati io video anche come è andato. Vabbè, ma cosa vuoi che spieghi? Eravamo nervose tutte e due, avevamo il suo compagno. Scusate, nominato il compagno, mi sta arrivando la telefonata, lui sta lavorando lontano. E ho detto che non mi chiamasse a quest'ora, lui si era già dimenticato, perché ecco, allora adesso rimane lì, non posso rispondere, scusate. Allora, dicevo, nel primo video del Whisper di Esoteric Whisper of Gaia, noi abbiamo detto scusate, cose che faremo. Il cagnolino qua abbiamo il cane, il compagno, tutti insieme. Ma è bello della diretta, è così. Allora, abbiate un po' di pazienza perché siamo messi bene. Ciao, e finora non so se sono tutti... Bravo, vedi che bene, continua così, Robby. Bravissimo, siamo sulla stessa linea d'onda, come si suol dire. Si dice così, ma ecco, vedi? Sei nella stessa vibrazione. Io preferisco usare quel tipo di parola del campo in cui siamo noi. No, stanno parlando tra loro. Scusate, si salutano tra comincerò a capire come funziona anche la chat dal vivo. Ma a volte chiedono a noi, a volte parlano tra di loro. Ok, grazie. Allora, torniamo a noi. Stavo dicendo che appunto sul primo video del nostro canale io dico appunto che si faranno anche carte, queste cose qui. Io non sono una cartomante, voglio specificarlo, quindi sarà un regalo che farò interattivi. Abbiate pazienza perché so farle, lei dice che sono brava, farò le carte, è un regalo che farò a chi verrà lì, quindi farò interattivo, voi vi scegliete la carta e la scegliete col cuore, sempre col cuore, tutto col cuore, è quello che verrà fuori. Perché questo ci è stato insegnato dai nostri percorsi sciamanici, dove maestri, quando noi effettuiamo questi viaggi, proprio per andare alla ricerca o dell'archetipo, o di chi o di cosa, insomma tutti i nostri percorsi, tu dovrai fare questi viaggi in maniera mentale fino a un solo certo punto, poi dovrai togliere completamente il mentale e partire col cuore. Da lì avrai le percezioni, avrai le visualizzazioni e dalla percezione, dalla vibrazione si creerà questa immagine che tu rapporterai a te, al tuo archetipo e tutto quanto, e farai le tue interrogazioni sia per te che per le altre persone. Guarda che c'è Daniele. Ciao carissimo. Ciao. Un piacere vederti qua, grazie. Ma un piacere per tutti, ma per tutti quanti. Sono tantissimi. Guardi, è un'emozione, prima. Veramente, è un'emozione perché è la prima che faccio nella mia vita, cioè non prima perché comunque li ho fatti con l'altro gruppo con cui avevamo fatto collaborazione l'anno scorso e all'inizio di quest'anno. Però farla io, vedervi così numerosi veramente mi emoziona, sono emozionatissima veramente. Adesso mi vengono le lacrime, come un uccello. No, eravamo già che lacrimavamo prima perché non riuscivamo a entrare. Prima c'era un altro tipo, non c'era l'emozione. Prima era panico prima, brutto di brutto. Niente, io invece partirà domenica perché è curioso e spiegherò un po', devo dirlo. Parlerò della numerologia e creerò addirittura le tabelle come trovarsi i propri numeri di anima, del destino. Bellissimo ragazzi, cioè è preciso. È preciso. Ho fatto in base ai corsi, diciamo che a te, cioè a me mi hai descritto a tutte le persone che l'ho fatto finora, ti dico, ho avuto dei bei riscontri. Aspetta. Per cui, scusa. Ne ho molte, ma non so dove partire. Caso comincia che almeno cominciamo a fare un intrattenimento, perché magari annoiamo poi. Ma tu falle, io se sono in grado ti rispondo. A noi poi noi non è che sappiamo tutto, quello che sappiamo ti diciamo, quando non sappiamo ti diciamo non sono in grado. No, è il fatto che, come ho detto prima, noi parleremo sempre in base ai nostri corsi, alle nostre esperienze. Bellissimo, allora domenica ti aspetto, è stato programmato per le ore 11, io vi farò la parte pratica la prima volta in modo che vi insegnerò da soli, cioè gratuitamente avete questa possibilità di trovarvi questi numeri che vi spiegherò quali sono, e invece la domenica dopo ci sarà la spiegazione vera e propria di questi numeri. E così ognuno potrà dire. Guarda, tu che sai, tu adesso faccio parlare a lei. Lui ti ha detto il numero 11 e il numero 16. Pazzesco, dai, il numero 11 è un numero altamente spirituale perché fa parte dei numeri maestri. Per cui, guarda, non lo so se tu mi stai dicendo che un numero 11 che adoro,
perché fanno parte della tua data o solo perché perché bisogna... allora, spiego semplicemente una cosa. Bisogna capire se questi numeri fanno parte della data, se sono numeri che ti rincorrono quotidianamente, se sono numeri che sono, diciamo, che piacciono solo perché piacciono. Dipende molto da questo. Comunque un numero altamente spirituale, una persona elevatissima, una persona che cercherà sempre di portare l'evoluzione anche le altre. Poi non vi posso dare la spiegazione adesso, scusate. No, cioè, perché sennò poi dico, il video che l'hai fatto fare. Però è un numero maestro particolare. Vi posso solo accennare questo, che i numeri maestri, quando uno li porta, sono pesantissimi da portare. Io me ne trovo 3. Posso dirli? Boh, li dirò per più avanti. Okay. E non è detto che chi ha i numeri maestri, poi piano piano mi va troppo su, vi spiego un po' tutto. Ha detto. Bellissimo, bene. Perché li hai studiati? Ok, allora poi mi confermerai quello che ti spiegherò nella seconda domenica. Succede che poi ho perso il filo. Stavi parlando dei numeri maestri. Sì, dell'11 però ho detto non t'ho spiegato. Io che me ne ritrovo 3, stavo dicendo semplicemente che non è facile portarli perché hanno un'energia potentissima e tu per portarli e riuscire ad evolverti per capire cosa ti vuole dire il numero, tu leggi perché io non riesco a leggere intanto che... C'è Daniele del XPF che fa quei numeri che grazie, pure a me, sai, adesso c'è il 40% in più dappertutto, ragazzi, mettetevi il cuore in pace, vabbè. È aumentata? Dicevo, mi ha interrotto per la terza volta e mi sono bloccata, vabbè. Stavi parlando di dicevo che hanno un'energia talmente forte che se tu non li hai non hai elaborato i numeri base, tu non riuscirai a realizzarli. Di conseguenza, cioè hai un percorso da fare perché ogni numero ti darà una spiegazione. Guarda, vedo un numero 17, era un numero che mi ha circondato la mia vita per tantissimo tempo. 17 è particolare, però devi fare la somma dell'1 più 7 è 8 e ti diventa sovrano come ho io e ti spiegherò. È particolare perché gli unici che non vanno mai sommati sono i numeri maestri. Ghost Bro, ciao! 11, 22, 33 e 44. Numeri base vanno dall'1 al 9. Mentre per rispondere sempre a Roby, mi sembra che aveva un 16, aveva due numeri, aspetta se torniamo indietro. Aveva un 16, quelli, occhio, 16, occhio che quelli sono numeri karmici. I numeri karmici sono pesantissimi perché sono il 13, il 14, il 16 e il 19. Questi numeri sono pesanti perché vuol dire che tu in un'altra vita non hai finito il tuo percorso e ti porti purtroppo tutto il karma, tutte le cose in questa vita che dovrai lavorarci veramente su. Se poi ti piacciono, ti do un consiglio, se solo perché ti piace, allontana il numero karmico. Se invece fa parte della tua vita, ricordatevi che il destino ce lo siamo scelti da noi, non diamo la colpa a nessuno. Prima di nascere abbiamo deciso. Poi vedevo un 7, un 17 che ho detto che sono particolari ma vanno sommati. L'8. Ecco, prima ho parlato dell'11 che ti ho detto appunto che sono numeri particolari e un numero elevatissimo. Si va veramente in altre sfere su questi numeri qua, ma non posso, cioè non mi dilungo adesso perché sennò... No, ma adesso dici adesso il video che lo facciamo qua. Non è mica la spiegazione quella, ci mancherebbe. Il 3? Il 3. Il 3, sì, dai, il 3 comunque sono tutti i numeri dispari, sono... tu sei un bel giullare, ragazzo. O ragazza, scusa, Maghetta, scusami. Ma non so se... Ma non è giullare. Perché lei aveva detto un altro numero. Scusa, amo il 3. Amo il 3. Se amo il 3 è diverso da avere il 3. Però ti posso dire anche una cosa, il 3 è anche un bel numero. No. È un bel numero di per sé, perché tutti i numeri sono belli alla fine, perché noi abbiamo in ogni numero la bellezza, però abbiamo la parte d'ombra, è quella che tutti quanti rifiutiamo alla fine. La parte d'ombra è la parte nostra negativa, perché noi siamo luce ma siamo anche buio, ricordateveli ragazzi. Certo. Sta a noi portare fuori la parte più bella, che spero che siamo tutti luce giustamente in questo momento. Allora, io amo il 69 e io guarda, non ci avrei giurato che tu amavi quel numero. Ma forse anche le donne, lasciamo perdere, non stiamo parlando, Buono. Ok. Poi comunque
6 più 9 15, 5 più 1 6, un bel numero anche il 6. Ricordateci sempre ridurre alla cifra base tranne i numeri maestri, per cui ce ne sarebbe da parlare dietro il suo discorso. È settimino, c'è il 7 è un numero angelico. È nato il 20, il 20 che numero è? No, tu devi fare 2 perché tu ti ho detto, vero, se non sono numeri maestri, intanto e comunque tu hai tanto del 2, ma il numero 2 intanto è femminile, è dolcissimo. Infatti, lui è una persona dolcissima. Ecco, senza conoscerlo ti dico appunto, è una persona, diciamo, sai cosa tu hai? Che tu non sarai mai in grado, non capire male, come tua indole non potrai mai essere un leader, ma bensì sarai una persona capace a fare di tutto nella vita, ma solo come braccio destro dietro le quinte. Cioè a me viene questo, poi non lo so. Ma comunque, poi bisogna vedere anche gli altri numeri. Certo, perché non è solo è da abitare. 72, no, ma io non sto parlando, sì, se viene fuori un 72, ma non è così che viene fuori il 72, perché vi spiegherò come fare il conto. Cioè è difficile. Lo vedrete domenica, ragazzi, non questa, quella 12,72, bisogna capire cosa sei, 1972. Viene fatto un altro conteggio per il numero dell'arcano e la quintessenza, che vi spiegherò cos'è. E lì va fatto un altro conteggio, non può essere fatto così in questo momento. Rispondo a Maghetta che aveva detto, nominato il numero 3. Gli piaceva il 3. Il numero 3, se ti piace o ce l'hai, cambia. Ma cambia anche fino a un certo punto, perché diciamo che sei una persona che sei furbetta, non ti piace legarti un po' a nessuno. Sposata, no, ma aspetta che arrivo. Anche fosse sposata, diciamo che quando trova la persona giusta va bene, ma prima magari un pochino, cioè fa fatica, e la parte del giullare è quella persona che ama, e deve essere una persona scherzosa, cioè una persona che una persona scherzosa, una persona che intanto ride sempre, solare, però una persona che potrebbe fare un lavoro con il pubblico, sarebbe molto apprezzata per le qualità. Ma lei per quando fare fa le video non conosco, io non conosco queste persone, non le conosco, sì. Sto solo dicendo quello che mi viene in questo momento. Guarda che ti ha risposto per il 2, posso confermare che realmente amo restare nell'ombra. Purtroppo tutti abbiamo la parte d'ombra, secondo, cioè il mio sentire, ripeto, bisognerebbe restare nell'ombra per capirla, è giusto, perché se tu non entri e non la capisci, no. Alle volte si resta nell'ombra perché fa comodo, perché è troppo difficile poi a evolvere, Sì, non è così facile, non è che ti svegli un mattino e dici oh cavolo, ho capito tutto della mia vita. No, non è proprio così. A me rincorreva spesso, sì, però qua si parla, vedete, di rincorrere. Io difatti vi ho detto, vedi anche Exolux, giusto? Exolux, aspetta che vedo qua dove sono bloccata, che dice mi rincorre. Il 14. Anche a me rincorreva il 17. Quando io ho detto, cioè scusate, ma mi viene da fare... No, quando io ho cominciato a dire è positivissimo, a me piace da morire, io l'ho avuto che mi rincorreva giornalmente più volte. E la prima volta che ho fatto una piccola... Non sono giocatrice, ve lo dico subito, e ho giocato, non sapevo nemmeno quella volta. Mi hanno detto gioca 2 numeri e quella volta praticamente ho vinto. E c'era il numero 17 perché è venuto come superstar. Non ho vinto tanto, ma va bene così, perché comunque non amo essere legata al denaro, assolutamente l'ultima cosa a cui penso. Anche il 19 è un numero che mi segue. E il 19, 10, ragazzi, 1... 13, 14, 16, 19 fa parte del karmico, siamo sempre lì. Il discorso del karmico qualcosa, è un momentino più pesante, ma vi ripeto, vi darò quelle spiegazioni, se mi seguite capirete. Poi, se entrate nel canale e vedrete, perché io farò un video dove vi faccio vedere come costruire la tabella, ma il secondo sarà solo un audio per dare, perché ho detto se no diventa pesante se ti fai vedere, sarà solo un audio per dare questa spiegazione. Non parlare troppo però.
Scusa, perché? Racconti troppo, non ho raccontato niente, credimi, niente, perché c'è un mondo dietro, un mondo che ragazzi neanche penso in 100.000 anni riusciresti, perché come tu parli di una cosa, ti apre una porta verso un altro mondo. Cioè, avevo indovinato il 41 su Venezia, ma l'hai giocato? Non fare come la zia del mio compagno che l'ha beccato e l'ha lasciato in macchina e non l'ha giocato, perché succede sempre così, quando non giochi escono. Allora, comunque albitavo difatti questo è un bel argomento secondo me. Electrolux Channel, vedi? Bruciato bene, Channel. Scusate. Però, vedi, ha fatto una domanda intelligente, perché questo fa parte del karmico, e soprattutto osservare i numeri che vibrazione ti danno, perché come ogni numero, anche nel posto dove si sta, ti può dare, lì dovresti capire una cosa oltre al numero, perché essendo karmico vuol dire che tu stesso ti sei portato cose di un'altra vita precedente che non hai risolto, per cui per te ti pesano talmente tanto, e che adesso, se cominci a parlare di questo, vai oltre a un argomento che magari, ok, però ci sta, dai, detto solo così. E dovresti capire se era una casa nuova dove sei stato o se è stata abitata da altre persone, perché lì si va in un altro contesto completamente. Lui ce l'ha, lui è un altro come noi. Ok. Cioè, capisci? E lì c'è un mondo da parlare dietro questa situazione, perché credimi, nel nostro campo ci è capitato con lo sciamanesimo, a me con Reiki, di fare delle... Io parlo di purificazioni, non metto altre parole, ma ci siamo capiti. E Margherita sempre col 17 di casa. Bellissimo, ti dico che io... Porta bene, è un bel numero, non preoccuparti, non è un bel numero. Però non c'è nella spiegazione, perché non fa parte dei numeri in quel momento della numerologia, cioè nel senso che io spiegherò i numeri base, spiegherò i maestri e i karmici, e credetemi ce n'è da stufarsi, perché ho fatto un audio che purtroppo speravo fosse più corto. Alla fine ho dovuto correre, accelerare, perché mi è venuto di quanto? 47 minuti, 37, 47. Cioè è abbastanza pesante, 37, per cui vi chiedo la pazienza di seguirlo, perché è tutto interessante, però spero che non vi annoiate. No, se gli interessa il numeri, ti ripeto, bene tutto. Queste cose che noi trattiamo devono essere per forza persone che sono appassionate, altrimenti no. Ovvio. Ed è giusto che sia così. Difatti è quello che hai percepito, bravissimo. E soprattutto quando ci sono in casa, non andiamo sull'argomento di suicidi, perché ragazzi è terribile. Cioè, quando ci sono i suicidi all'interno di una casa, da proprietari precedenti, tu in quella casa non ci stai più. Allora, o sei decoccio, scusatemi che uso, o sei decoccio e non ti rendi conto di nulla, ma se sei una persona che comincia ad avere delle piccole percezioni, tu in quella casa non ci puoi vivere. Se poi parliamo di conflitti familiari, grazie, ma è troppo gentili, di conflitti familiari, che ne so, litigi continui, tu li percepirai, sì. E purtroppo, se non riesci a scaricarli, ripulirti, e ci sono, credimi, ma tanti metodi per la pulizia, senza bisogno di aver fatto corsi, cose che ti insegnino, sono semplicissimi. Tu riesci a liberarti da questa energia. Ti basterebbe, non lo so se avete mai, penso di sì, perché se siete in questo mondo, cominciate a usare il palo santo, cominciate a usare l'artemisia, la salvia bianca, l'acqua florida. Parlerò anche di questo se mi seguite, avremo tantissimi argomenti su cui sbizzarrirci. Roby, no, allora, scusa, fra di loro stanno parlando. No, io stavo leggendo uno, tu ne leggevi un altro. Vai, leggi, rispondi a Roby e poi vediamo uno per uno. Allora, mi interessa, perché comunque la parte della Cabala, parlerò anche di queste cose in altri video, però, perché lì non ci sta. Non l'ho studiata perfettamente, perché anche lì veramente, però andiamo sul discorso di Sefiret e cose. Cioè, quando io comunque ho studiato nel 1000, ti riparlo che sennò dopo capisci quanti anni ho,
tanti. Ma penso tanti che più o meno abbia la nostra tanti Robby, non lo so, non lo conosco. Occhio. Non lo conosco. Non lo vedo nelle live. Non lo vedo perché io qua non vedo. No, non vedi qua, ma io lo vedo nelle live. Scusate l'ignoranza perché si potrebbe vedere. No, di lì non lo vedi. Vedi. Sono nelle live, nei video che... Allora, io ho un 44 e faccio parte, guarda caso, mi viene fuori anche lo sciamano, ma chissà perché. Perché nella vita precedente non sono stata, sono rientrata in questa, sto eseguendo questo, ho capito che cos'è la mia missione in certe cose, ho capito che comunque sto facendo questi percorsi. Grazie, ciao. E si sta evolvendo tutto, sto ricordando come anche lei delle cose che nessuno me ne ha insegnate. Io ad esempio, che poi vedrete nel video, mi si è scaturita, ma da tantissimi anni, ma dopo i percorsi che ho fatto spirituali, io sto creando dei quadri, vero Lina? Sì. Sto dipingendo e mi sta venendo fuori. Scusa, li vedrete nel primo... No, beh, vedono solo 2, 3, 4. Però mi stanno venendo fuori a livello spirituale che ne so. Se voi mi vedete, io sembro una pazza. Io sono arrivata... No, me lo dico da sola perché è allucinante. Io prendo la tela, l'appoggio davanti a me. Cioè, lì essere guidati, secondo me, non sono normale. Io prendo le mani, faccio così. Comincio a mettere i tubetti di colore. Io lavoro di spatola, per me è difficile col pennello. Prendo la spatola, creo e faccio. E poi viene fuori quello che viene. Cioè, è pazzesco. Li hai visti quelli dietro? E lì mi hanno detto, sei guidata. Io al momento mi sono messa a ridere. All'epoca mi misi a ridere perché cioè, non capivo ancora tanto. E adesso che veramente... visto, sono quadri bellissimi. No, ce ne sono solo 2 lì, 3. Gli altri non li hai visti e non te li farò vedere su... Dove li mettiamo queste cose? Metteremo su Instagram. Su Instagram metteremo queste cose, per cui, diciamo, fa piacere, perché mettiamo solo, ripeto, a conoscenza le nostre esperienze, tutto lì. Io bevo un po' d'acqua, vuoi dire qualcosa tu? No, allora, scusa, aspetta un attimo che ci siamo persi. Io ne ho 48, caro, allora sei giovanissimo, sei un bambino. Mi sono sbagliata, chiedo scusa. Sei un bambino. Insomma, vabbè, che non siamo tanto più grandi di lui, Ma che sta a dire? Lo sai a fare Allora, lei ha 48 anni. Non capisce niente di numerologia e di numeri. Non sa fare 1 più 1. Sta zitta. Somma, e capisci quante differenze abbiamo. Come sei fuori? Scusate. No, sono 8 anni di differenza, non avrà mica 80 anni di differenza. Siamo noi che siamo datate, lo dico anche nel video. Sta zitta, è vero. Sei tu datata, non è vero. Scusa, sta zitta, leggi che è più interessante quello che dicono che le cazzate che spariamo noi. Allora, io ho sposato una donna che vive nella terra bello. Mamma mia, hai provato Robby è pazzesco, ma una curiosità. Tu segui il canale della Nina, per cui ho capito che hai delle percezioni particolari, perché sennò non saresti qua. Ah, ok, la peruana che risponde. Ok, sì, perché adesso comincio perché io terra, tutti gli elementi dello sciamano, non fatemi adoperare il computer, non sono mai uno sciamano tecnologico. Comincio ogni tanto a capire il cellulare che lasciamo perdere, non lo sarò mai, perché non è una cosa mia, però mi rendo conto che per fare quello che facciamo io devo appoggiarmi a lei, perché tanto di merito. Io sono quella magari più sulle ricerche, sono quella più sulla pratica, non lo so, poi la pratica la facciamo assieme, ma tu sarai quella che ti dovrai arrangiare, perché io non posso darti aiuto. Ma guarda che io sono ignorante. Io proprio, no, non è questione di ignoranza, ho pianto appena l'ho visitato. Il posto, stanno parlando. E probabilmente avevi un ricordo atavico. Questo sì, ma ricordatevi che comunque tu ti sei sposato con questa donna, noi non facciamo, qui mi danno una data. Peruana, io te la farei anche immediatamente, ma non mi sembra corretto, e soprattutto io faccio in modo che ve la facciate da soli, e questa è la cosa più bella. Perché è troppo semplice che uno ve la faccia, comodini. Sapete fare 1 più 1, 2 più 2, non come la Lina che arriva a 2 più 3 già mi dice 6 magari, lasciamo perdere. Pure 1. Quel giorno che gli stavo spiegando i numeri ho avuto la conferma che ho azzeccato, però non ci ho capito niente, e allora siamo proprio a posto. Vabbè. E per quanto riguarda sempre Robby, che sta scrivendo delle cose interessanti,
il fatto che tu ti sia incontrato con la tua compagna non ti ha fatto altro che portare in un posto che, se tu dovessi fare un percorso sciamanico o affidarti magari a delle pratiche spirituali, capiresti il perché, perché probabilmente non tu un percorso, scusa, continua a riguardo anche i numeri karmici che si porta, hai capito? Che vede? No, io non capivo però quello che è scritto peruana, scusa, mi è curiosito. Sono nata il 464, stato per morire. Cosa vuol dire? Sei stata per morire, intendevi? Quando sei nata? Hai avuto problemi nella nascita? E pensa che anch'io sono del 4, però del 10, del 64, e anch'io sono stata per morire quando no? E cosa vuol dire? Non abbiamo capito cosa volevi dire. Io stavo per morire veramente. No, ti dice no. Io sì, ma cosa vuol dire? Stava per morire da ridere o stava per morire? No, non sto capendo. Ma conoscendola più penso che stava per morire. Allora, ridere. Se sei qua, sei una donna bellissima, Madonna, sei simpaticissima, volevo sapere, cara, qualcosa. Te lo fai tu. Ti posso dire sono 4 almeno, no, allora hai detto tutti un numero, almeno un numero a lei. No, io ti posso dire allora, io vi spiego una cosa. Una cosa che non ho fatto nel video sarà quella di prendere il primo numero della data di nascita, cioè voi avete un numero tutti quanti, logicamente c'è chi è nato l'1, c'è chi è nato 2, fino a 30, 31, insomma come dipende il giorno. Quello è un giorno fondamentale da tenere in considerazione, ma io non ve l'ho calcolato, perché sennò veniva un video ancora lunghissimo. Allora, per la peruana, visto che ha chiesto che c'è nata il 4-4, facciamo finta che a lei gli analizziamo il 4 come solo data di nascita, che ripeto non l'ho fatta in quel video. Il 4, allora, intanto sono persone comunque, sai cos'hai? Sei bravissima, sei tecnologica e tutto, però secondo me hai avuto dei grandi condizionamenti della vita, nel senso che siete persone che siete talmente ligie a tutto quello che la società impone, che fate fatica ad avere la propria identità e proprio a dire io voglio fare questo oppure perché ti preoccupi sempre del giudizio delle persone. Una cosa che ti dico però, bisogna vedere la tua evoluzione, perché anche tu non hai più 20 anni, giustamente, sicuramente sarai nel tuo percorso evoluta e magari guarda qua un 4 assolutamente non corrisponde a questo, e lei è già nella terza fase evoluta che vi spiegherò nel video. Poi siete persone che comunque cosa fate? Vi innamorate di una persona, state con quella persona, anche a costo di dire non ci sto bene ma non cambio, hai capito? A costo di fare, io non voglio dire non è il tuo caso, non è il tuo caso, lo ripeto, a costo di non stare bene magari, pur di mandare avanti questa situazione. Però non ti dico altro, credimi. Di dire qualcosa o magari che qualcuno ci faccia qualche domanda, a parte i numeri, ragazzi, che non vi ho detto che mi dispiace ma non posso darvi la spiegazione qua, perché è fatto un video che guardi in un video. Esatto, è stato fatto apposta per fare questo regalo alle persone. Dovete solo iscrivervi, tutto lì, se siete così curiosi. Ma ok, allora aspetta, abbiamo fatto questa spiegazione sui numeri. Tu sei brava nella radionica, radioestesia, cioè stai facendo tante cose. Sto studiando e mi applico. Non lo so, volete parlare di Reiki? Nessuno ha fatto mai percorsi di Reiki? Chiedere qualcosa di cosa sono i chakra? Non lo so. Mi vengono adesso delle cose. Vedete, voi fate un po' di domande. Sono tutte cose che comunque farò dei video e vi spiegherò. Non lo so, qualcosa di energetico a livello delle nostre esperienze poi energetiche. Tutto lì, perché non è che posso parlare di... No, il 5 è un bellissimo numero. Chi è che ha chiesto? Il 5 è la permana, il 5 è un bellissimo numero, fa parte di una persona che, che ricerca conoscenza in tutti i settori. Capisci a me? Per lei è sempre solo conoscenza tutto. È un bellissimo numero, è sempre alla ricerca. Non si ferma mai, tutto. No. Queste persone sarebbero adatte a fare proprio i viaggi spirituali, tipo, avete presente quando si va in Tibet, i 7 anni in Tibet?
in India a fare tutti questi percorsi, comunque un bellissimo numero il 5. Quando ci si... Ecco. L'identità, in che modo bisogna porsi? Ok, parla tu. Allora, intanto con rispetto, sempre. Quando noi andiamo in un posto, la prima cosa che fai quando entri è permesso. E quella è casa loro, è come se qualcuno venisse a casa tua. Il problema è che non sempre riesci a intercettare se ce l'ha, se accettano la tua presenza o meno. Questo veniamo a saperlo quando siamo a casa, che andiamo a esaminare i video, no? Per cui purtroppo abbiamo quella che se non ti accorgi subito non puoi fare quello che dicono loro. Adesso sull'ultimo che abbiamo postato l'altro giorno, che abbiamo pubblicato l'altro giorno, non penso si sia visto o no, certo, cioè, sì, si è visto che dall'inizio non eravamo bene accolte, noi non ce ne siamo accorte, però da quando abbiamo fatto l'analisi abbiamo visto che ci dicevano queste cosa vengono a fare qua perché siete venute, poi alla fine quello era il senso, anche se le parole erano altre. Ci siamo accorte quando il mio telecameraman fantasma era su, che praticamente si chiama così perché non vuole mai essere né vista né nominata né sentita, per cui ci sono sempre io davanti e dovete sempre vedere me. Purtroppo l'altra è giovane, è figa, ma dovete prendervi la vecchia rudere. Cosa vuole dire non puoi fare ciò che dicono loro? Cosa hai detto? Nel senso che se loro ti dicono vai fuori, se non senti tu non puoi andare via, non l'hai sentito, capisci? Se io lo percepisco, magari ho una sensazione dentro di me di repulsione, nel senso che mi sento rifiutata, io non vado oltre, torno indietro, perché io rispetto. Difatti, fai la domanda a Robby, posso intervenire? Vai. Se lui, dato che dentro queste cose può essere un tipo ricettivo, sensitivo a livello ricettivo, come siamo noi che abbiamo quelle cose lì, le percepiamo. Ma non credo che sia in queste cose. Non lo so. A lui piace l'argomento. Ok, perché potrebbe essere uditivo, visivo, a seconda, hai capito? Perché questo mondo spazia... Praticamente, adesso ti stavo facendo l'esempio, quando noi siamo sull'ultima nella caserma abbandonata, dove l'ultimo video che abbiamo fatto e la seconda parte verrà fuori lunedì, quando come si chiama? Il mio cameraman fantasma era sopra, sulla soffitta, e stava per cadere, tra l'altro, e nel momento in cui stava per cadere gli è stato detto vai via, hai capito? Quindi, a parte che l'hanno avvisata anche prima, se tu vedi nel video c'è scritto attenta, non mi ricordo se dice che cadi o attenta che inciampi. Poco dopo lei è inciampata. Ma lì ci sono... Quindi lì, ma dopo quello... Gli spiriti alleati, ricordati, sì, che sì, poi sì, arrivano. No, in quel caso, sì, in quel caso arrivano per aiutare. Anzi, oggi che avevo ricominciato a vedere quello che andrà lunedì prossimo, non ti anticipo, lì addirittura l'avvisano di un pericolo. Una persona stava per cadere, cioè è caduta proprio in quel posto lì mentre lei stava per scendere. Quindi, voglio dire, ed è stato detto, lì c'erano delle forze che ci volevano e ci parlavano, che avevamo trovato la prima volta, non mi ricordo se siamo stati all'inizio dell'anno o l'anno prima, dove abbiamo sentito praticamente lo sparo, era una mitragliatrice, mi ricordo, mi pare, ma io e l'urlo di un uomo che diceva dopo lo sparo, mi pare, no? O prima o dopo, insomma, mi pare dopo però, perché poi io non li rivedo più, perché li vedo tutte quelle volte quando li metto in processione. Mi ricordo, sono rimasta di fatti... A proposito, scusa, io volevo ringraziare un canale, me lo sono scritto perché io ho anche poca memoria, Isotta Rap, perché ha preso uno dei nostri video. Isotta, io ti amo profondamente perché ci hai veramente fatto un regalo grandissimo. Ha preso, tra l'altro, quello più lungo, che io veramente non l'ho neanche quasi guardato. Eravamo quella sera proprio in quel posto assieme. Esatto. Cosa è capitato? Di tutto. Ma insomma, noi abbiamo messo una telecamera nella... allora, noi l'abbiamo intitolato quello lì, il portale delle stelle, mi pare. E nel portale delle stelle, praticamente il druido che gestisce quel luogo, perché quella è casa sua, peraltro, non diciamo dove, perché lui non vuole farsi dire chi è, chi non è. No.
e ci aveva promesso che aveva parlato con queste entità che escono dentro, che vivono dentro questo. Io sono passata nel portale. Tu ci sei passata, ecco, io no, io l'ho registrato, però pensavo di aver preso niente, ti devo dire la verità, perché sono 54 minuti di video e sinceramente io me lo sono visto tutto. Ma mi sono sfuggite quelle cose che però Isotta molto coscienziosamente si è guardato tutti i 54 minuti, un bacio perché è stata grande, e ha trovato delle cose che io non avevo visto. Praticamente, e neanche il mio telecameraman fantasma che l'ha viste dopo di me, perché io passo prima, poi lei passa magari dopo. Può avere altri strumenti che magari non lo so, lei ha detto che ha guardato fotogramma per fotogramma, quindi è andata come facciamo noi di solito, ma lì noi siamo passati un po' dritte, perché ci aspettavamo di più. Ti dico la verità, sono rimasta anche molto delusa. Mi pare di avertelo anche detto che sono rimasta delusa. Ma tu sei partita con la delusione perché io pensavo di vedere proprio delle entità vere e proprie. Anche perché ti ricordi quella sera che sono arrivate le ondate dalla noi eravamo completamente noi eravamo dalla parte opposta, per cui era una distanza enorme. Sì. Ma sono arrivate in quel momento, mentre stavi le ondate che ti arrivavano energetiche addosso, ti ricordi? Ma poi si sentivano anche rumori, cioè sentivamo voci, urli, sentivamo di tutto. Ed è un posto particolare dove io ho fatto esperimenti e dove, non so se vi interessano i viaggi astrali. Con questo druido ho fatto i viaggi astrali perché io sono un soggetto che mi capita. E insomma, praticamente per tornare a noi, l'unica anomalia che noi avevamo, due anomalie avevamo visto. Una era, noi avevamo posizionato 4 luci con allarme di movimento, si dice allarme di no, cioè praticamente sensori di movimento, giusto. Quando vedi si accendevano, quando vedo un movimento si accendono. Di tutte queste 4 lampade, luci che avevamo messo, una sola aveva una accensione e spegnimento che praticamente aveva gli stessi minuti. Fai bene, Roby. Guarda, tu parla, io rispondo lui. Fai bene, Roby, ho capito si accendeva benissimo. Ok, ciao, buonanotte peruana. Ciao. Grazie, sei stata carinissima. Grazie. Un bacio, ci sentiamo che poi ti arrivano i numeri, te l'ho promesso. Sì, finiamo, sì, ho promesso ormai, gli faccio solo un numero. Ok, solo un numero, te lo fa ma te lo manda. Insomma, praticamente c'era questa luce che si accendeva ogni tanto, ma da sola, non passava nulla, non c'era nulla. E poi c'era, all'improvviso è venuta praticamente, buonanotte, sì, mi ha risposto. Praticamente c'era una falena che si muoveva davanti alla telecamera, perché probabilmente era attirato dalla luce della telecamera, e quella non l'abbiamo presa in considerazione, perché ovviamente è un insetto, che cacchio è. Scusate, mi è partita. Però a un certo punto viene, non è più una falena, cioè nel senso non che la falena si è trasformata, c'è una luce strana, bianca, che praticamente... Ciao Jacqueline, sì. Mi chiamo Jacqueline. Ok, Jacqueline, un bacio. Ti arriverà il numero, ricordati. Allora, praticamente una forma strana, bianca, sul lato destro della telecamera, praticamente. Cosa succede? Che noi non abbiamo visto quello che ha visto Isotta. Isotta ha estrapolato nel suo canale, ha fatto un video prendendo parti del mio e ha praticamente trovato che un'ombra che nella luce che si accendeva quando evidentemente avvertiva il passaggio di queste energie, passava, era un po' ingobbita e passava su un tratto della luce che rifletteva sul muro di fronte a questa luce che si accendeva, questa lampada, chiamiamola com'è. E veramente mi ha fatto tantissimo piacere, ma tanto, che ha dato un'ulteriore conferma. Tra l'altro, a livello di udito si sente come anche un grugnito, che alcuni avevano sentito nell'ascoltarlo, dove io, come vi dico sempre, ascoltate con gli auricolari, perché è più facile sentire le sfumature, i sussurri e quello che c'è. Quindi Isotta Rap, ti amo, ti adoro, perché hai trovato una cosa che io non avevo visto. È stata veramente brava. Sei stata bravissima e veramente carinissima, e altro non dico. Cosa c'è?
Io ci metto 3 o 4 giorni per esaminare i video di Nina, perché esamino molti particolari che sono essenziali. Certo. Perfetto. E se trovi qualcosa che io non ho visto, dimmelo. Però però vi dovete scusare, perché tanti mi dicono guarda al minuto qua e là. Io non ho mai tempo di andare a guardare. Io vi adoro, vi amo. Vi sono grata che me li segnalate, certo, ma non riesco. Poi specialmente adesso che ho 3 canali, li hai voluti tu, li hai voluti tu. Mi hai portata anche a me in questo mondo. Ma anche perché siamo partite senza avere abbiamo fatto tutto, bam! Io sono partita con meno materiale di te, non ti lamentare. Si farà il materiale, sì, si fa. Un po' alla volta, ma bisogna avere un giorno, anche di più. Un giorno per poterlo fare, se no... Vabbè, dai, pazienza. Va bene, ragazzi. Se volete fare qualche domanda, non lo so, siamo qui. Se vi interessa qualcosa, quello che si può rispondere. Quello che siamo in grado, noi rispondiamo. Aspettiamo, no? Un po' di gente è andata via, perché giustamente oggi è venerdì sera, venerdì la gente si esce, poi si lavora, chi non va a lavorare il sabato. Ed è normale così. Che noi fra poco lavoreremo anche i sabati, non so cosa. No, sabati non penso. I primi tempi sì. Sì, vabbè. Quella volta dovranno avere pazienza, perché probabilmente magari salteremo qualche puntata tutti e 3 i canali, ma speriamo di no, dai. Noi facciamo le brave, cercheremo comunque di... Su Daniela. Finiamo con la legge di attrazione del finale. Vuole la legge dell'attrazione. La legge d'attrazione cos'è? Semplicemente io la sento così, vibri praticamente alla stessa vibrazione, di conseguenza io devo essere sincera, proprio parlare della legge di attrazione non è che l'ho studiata profondamente, però so che se vibri nella stessa maniera attiri il tuo simile, diciamo proprio in parole semplici, di conseguenza più vibri alto e più attirerai qualcosa della luce. Se vibri basso, attiri scuro. Attiri buio. Per quello dico, cercate la vostra parte di luce e fatela portare fuori. Cioè, veramente, fatela esplodere al cielo, all'universo. E sapete benissimo che noi siamo in contatto con queste energie universali continuamente, solo che non siamo consapevoli. Sono consapevoli solo i bambini, sono consapevoli le donne, gli animali, ma è diverso il discorso, dovresti entrare in un altro... Sì, vabbè, ma comunque sono le donne incinta, sì, che sei costantemente, che magari non lo sai, e tutte le persone che non ricordano semplicemente. E tu, se hai a che fare appunto con questa, puoi farlo tramite la meditazione, nel nostro caso lo facciamo attraverso lo sciamanesimo, lo facciamo attraverso Reiki, lo facciamo con la piramide, lo facciamo con i cristalli, perché nei cristalli c'è il Deva, cominciamo a interrogare. Ti volevo chiedere quando abbiamo i 20, anche se... Scusa, che non... no, vediamo pochissimo tutti e due. No. Allora, no, parla per te, un minimo sono accecata. Vedo che ti vai con la testa dentro. Ma che discorsi, ma perché mi disturba il coso? Ma non è che sono ormai, ti volevo chiedere, qua, parla per te. Va, io mi dico già che sono datata, sta buona, va? Allora, ti volevo chiedere, quando abbiamo eventi negativi, anche se pensiamo così positivo, cosa facciamo? Dipende il tuo positivo com'è, se parte dal cuore o se parte dalla mente. La mente mente. Se voi non vi centrate e fate partire i vostri pensieri dal cuore, non si realizzeranno mai. Cioè, è come se tu dici amo la linea, in questo modo. Amo la linea. Chi mi crede nelle due differenze? Amo linea. Amo la linea? Cioè, non so se vi ho fatto un esempio. Solo questo può essere. L'errore è solo questo, non riesci a centrarti, non riesci a portare l'energia. E poi certo che la mente è vero, si sa. Ma poi c'è anche un'altra cosa da aggiungere. Bisogna vedere tu cosa devi imparare. Assolutamente sì. Quindi magari
tu devi guardare l'evento negativo in un'altra... Perché si torna al numero karmico che lui... Esatto. O a lui piace o lui gli ritorna, no? Quel perché numero... può darsi che tu devi affrontare quell'evento negativo. Sempre. Perché devi portarti a crescere, a una crescita, a un miglioramento, a imparare una lezione. Esatto, il cuore dunque. Il quarto chakra, Hanath. Se voi non aprite il quarto chakra, cioè si parlerà, vi spiegherò più avanti anche del discorso dei chakra, e questo sistema è solo far scorrere l'energia dall'alto in basso in modo che percorra tutta la Sushumna e possa passare dall'alto al basso. Bisogna avere questi chakra equilibrati, perché se non hai l'equilibrio purtroppo ti troverai problemi fisici, ti troverai tante cose, e lì proprio un discorso energetico, si va su altri piani, non si può parlare adesso in 2 minuti di sto discorso, ecco. No, però il cuore, che è proprio il punto di partenza di tutto, cioè in tutte le culture c'è. Adesso io non sto parlando di Reiki, di sciamanesimo, se tu ti centri anche semplicemente per parlare con una persona, ti deve venire dal cuore quello che devi dire. Vero. E non devi pensarlo, perché se io devo prepararmi un discorso è la cosa più brutta, perché mi sentirai che leggo, mi sentirai, per cui deve venirti da dentro. E quando noi ci viene da dentro, la bella cosa, sai qual è? Che tu non puoi averla, tu magari non l'hai studiata, ma la conosci. Questa è la cosa che quando capisci di aprire questo punto, ti vengono, scusa, aspetta, dopo leggi, vai, ti vengono appunto queste emozioni, queste sensazioni che tu traduci poi in parole e ti rendi conto che hai detto delle cose che magari non hai studiato, tutto lì. Però devi centrarti nel cuore e capire, però è giusto il discorso che ha fatto Lina, dicendo che tutti quanti passiamo, se tu vuoi parlare di numeri, così, a percorsi negativi, perché comunque sono quelli che ti fanno crescere, e scappando dalle tue ombre, scappando dai percorsi, non risolvi il problema, tu lo devi affrontare, e se ti continuano a venire questi eventi negativi, vuol dire che tu hai un approccio sbagliato. Sei tu in quel momento che li stai richiamando. Sei tu che in quel momento dovevi fare un qualcosa per dire: ho capito, ok, ti sei presentato a me, fammi capire cosa vuoi dire, cosa devo imparare. Una volta che hai imparato, lo lasci andare. Allora, come ci si difende? Questa è una bella parola. Devi ascoltare col cuore. E tu non hai la minima idea di quanti operatori di luce stiano lavorando per il pianeta e per le persone in questo momento. Io ti dico, esatto. Cioè, guarda che stai azzeccando tutto, Roby. Sì, non stai sbagliando nulla. E soprattutto tu devi renderti conto, cioè non ci può essere dire io sono perfetta, assolutamente no. Non esiste. Cioè io tante volte dico, la parte mia ombra, io dico ben venga che ci sia, che mi fa comunque avere una determinazione per continuare in certe cose. Non vediamola sempre come lato positivo, perché poi è quella che ti dà la spinta per cambiare, ricordiamoci. E come in tutte le cose, io nella mia vita ho chiuso porte, ma fidandomi all'universo si sono aperti portoni. Cioè, questa è la bellezza dell'universo. Non è che, sì, non è magia, non sono cose impossibili, è solo la connessione. Tu potresti fare semplicemente, se non hai altri strumenti in mano che non conosci, qualsiasi persona, partendo dal radicamento, partendo dall'abbraccio dell'albero, partendo con la posizione dei piedi appoggiati sulla terra, partendo proprio perché noi abbiamo il primo chakra a livello del perineo, ok? Se quello non funziona, ragazzi, è inutile che poi mentalmente dici che vedi le streghe che volano, perché allora lì si va sul mentale, non avrai nessuna vera percezione, sarai la classica fattucchiera che dice ho visto, ho sentito, e in realtà è solo la mente che te l'ha detto, per cui l'importante è arrivare ad avere la percezione e la connessione al cuore. Una volta che c'eri lì, riuscirai anche ad avere, ad esempio io sono un tipo molto ricettivo, ok? Io ricevo le sensazioni sia se si va sul paranormale come nel discorso suo, sia a livello di quello che faccio. Energeticamente mi arrivano
riesco magari a sentire se una persona, esatto, nulla avviene a caso. È vero. Avviene per un motivo. Io sono un tipo ricettivo, però dal ricettivo che ho, trasformo in visione nei miei viaggi. Però se io non usassi il mio sentire nel cuore, io effettuerei questo viaggio mentalmente e praticamente quando lo fai mentalmente ti inventi quello che vuoi. Nulla è più vero. Nulla. E questo vale per tutti centrarsi, ma soprattutto non per quello che si parla di questi discorsi particolari adesso. La centratura serve per avere il qui e ora, la centratura serve per dire in questo momento io sono qui e devo pensare a cosa faccio. Noi cosa facciamo purtroppo? Siamo tutti qui, però con la mente al cellulare, la mente che arriva il figlio a casa, la mente che mi suona la sveglia per andare a lavorare, la mente perché poi col cane c'è il cane che mi torna a entrare. Cioè, non so se mi spiego. Il qui non è il qui e ora. Se noi non incominciamo a ragionare su questo modo, faremo molta fatica. Tutto lì, è semplice anche il discorso. Maria, le conosci? Sola. Ok, sì, ciao. Sì. Ciao. Io parlo con mia nonna a molta tranquillità da decenni. Questa è una domanda per Lina. Ok, probabilmente è una defunta allora. Probabilmente, non lo so, non vorrei dire una stupidata. E tu continua così? Ah no, forse no, perché se te l'ha chiesta a te, sì, non lo so. No. Non ho capito la domanda, se lui intende... Lui intende che parla con sua nonna. Sì, ad esempio con molta però è una domanda per te. Sì, okay. Sì, da decenni. Questa ok. Lei vuol dire che la senti vicina. Quando uno quando io... ti faccio un esempio. Quando la mia mamma è morta, e lei testimone peraltro. Mamma mia, eravamo qua ragazzi. Eravamo io e lei sedute qua alla tavola. Sì, è defunta, è quello che appunto, no? Sì, defunta, avevo detto quella roba sì, lì. Ho capito. Sì. E ti sto spiegando adesso cosa è successo quella volta. E c'era un'altra nostra amica fuori qua con un'altra persona che stavano parlando di affari loro. Sì. Fatto sta che all'improvviso ci è arrivata una... Noi non ci stavamo neanche pensando che stava male mia mamma, proprio... Anche perché spiega, non abita qua, abitava a Caserta, noi siamo in Friuli, quindi sono quasi 1000 chilometri di distanza. E praticamente abbiamo sentito tutte e tre, quella fuori e noi due dentro, la parola mamma. Dopo pochi secondi è suonato il telefono, mia sorella che mi diceva guarda mamma, Lina, mamma è morta. E da quel momento, siccome io sono stata data via quando ero piccola, nel senso che mi hanno cresciuto i miei zii e invece i miei fratelli sono rimasti là con i miei genitori, io sentivo sempre mia mamma vicina. E ci parlavo sempre. Io mi sentivo fin prendere la mano da mia mamma. Sapevo che era lei. Il mio cuore mi diceva che era lei. Quindi se tu ti senti, se tu ti senti... Ciao, questo fa parte a disagio. Guarda, ti mando un bacio, non volermene. Capisci? No, dico solo appunto che questa parte particolare che tutti dentro abbiamo, che dobbiamo riconoscere ed accettare. Ok? Perché se non l'accetti, non la superi, come tutte le cose. Io litigo con Lina, ok? Faccio un esempio. Non voglio più vederla e cosa succederebbe nel nostro rapporto? Chiudi un rapporto senza avere una spiegazione. Mentre se accetto il fatto che ho litigato e dico aspetta che ci penso, perché ho litigato, vado oltre, vado a fondo, potrebbe essere che il rapporto si ricongiunge un'altra volta, certo. Si ricuce. Stessa cosa, ho fatto un esempio un po' stupido, il primo che mi è venuto, vabbè, però dico la stessa cosa vale per la parte ombra e la parte più nascosta nostra che dobbiamo riuscire a capire, accettare, perché ti ripeto, se non accetti non la guarirai mai, no. Però è una parte fondamentale della nostra vita, perché senza quella non potresti essere luce, assolutamente. Poi sta a noi scegliere da che parte stare. Ovvio. Nella vita ci sono tante persone che stanno lavorando nell'ombra in questo momento, ma ci sono tanti operatori di luci che stanno lavorando per andare contro questo. Cioè, poi vi dico, non posso dire, perché sennò, se voi iscrivetevi al nostro nuovo canale, così poi se avete delle domande... Però aspetta che io devo finire. Sì, scusami, scusa. Ecco, vedi, cioè un'altra stupidata, scusate. No, nel senso che... Ti sei presa dentro. Allora, tornando a noi, Rob, sul fatto di tua nonna,
Stavo dicendo, quella volta, da quel momento io ho sempre sentito mia mamma vicina, quindi è rimasta finché poi un giorno l'ho mandata via, non di cattiveria, gli ho acceso una candela e ho detto vai in pace, se devi andare, se vuoi rimanere, rimani. Per cui se la senti vicino, se il tuo cuore ti dice che è vicino, vuol dire che ha bisogno, sente che tu hai bisogno di lei e sta vicino a te. Perché siamo noi che li richiamiamo in un certo senso, no, sai cos'è? A volte invece sono loro che sentono. Brava. No, ma ci sono varie. Sì, però c'è anche un'altra cosa poi. Dimmi. No, parla tu. Praticamente ci sono se sentono che hanno bisogno di te, hanno paura che magari se si allontanano da te, tu soffri di più perché senti la loro mancanza di più, allora stanno vicino a te. Ed è male però questo, perché dovevo entrare in quell'argomento. Ecco, aspetta, perché è un po' complessa la cosa. Sì, è tanto complessa. Loro non si rendono conto, non lo fanno apposta, Bisogna vedere tu come ti senti. Tu ti senti senza energie quando la senti vicino, come ti senti? Perché se lei ha preso un percorso diverso, che è uno spirito, diciamo, come si può dire? Ci sono tanti tipi di spiriti, ci sono i compassionevoli, ci sono quelli. Lì si va cioè non puoi affrontare questo discorso. È un po'. Vai nel discorso sciamanico ed è una cosa ma come gliela spieghi? No, gliela spieghi che devi fare di natura, la devi fare. Devi fare un viaggio sciamanico. Se fai il viaggio sciamanico puoi parlare e puoi anche fare l'accompagnamento di queste persone. Perché purtroppo cosa succede? Non tutti cioè, quando muoiono decidono di andare. Sono tanti che rimangono proprio consapevolmente perché continuano il loro percorso di evoluzione in un determinato strato, diciamo così. Sì, ci sono lui la sta mettendo diversa però. Sì, però da quello che ho capito è tranquillo il suo rapporto. Assolutamente, ma è bene così. Quindi però vuol dire che non è un'anima che è rimasta qua. Assolutamente no. Magari è rimasta vicina proprio per aiutare. Sono quelle più evolute. Se lui sta bene, potrebbe essere che però da un altro lato, alle volte bisogna capire se non siamo noi egoisti, anche semplicemente col pensiero di trattenerli qua. Non è così facile da capire. Questo voglio dire. Allora, alle volte noi dobbiamo dire, è chiaro che tutti abbiamo avuto lutti, purtroppo si sa che è una ruota che gira, certo. Però non dobbiamo vedere la morte come la vediamo noi nella maniera occidentale. Noi dobbiamo vedere la morte come una rinascita, perché c'è un dopo. Di conseguenza dobbiamo capire se questa presenza che sentiamo è una presenza benevola, come dici tu, e mi fa piacere, ma capire se sei tu che la trattieni anche, perché in un certo periodo loro possono stare lì anche a darti la mano, però potresti anche in certi casi trattenerli e non li fai andare verso la luce, per cui diventa, e ci fermiamo qua secondo me, no, perché diventa troppo complesso e si potrebbe sforare un attimino di argomenti che bisogna farli. Vedi, dice lui, non la trattiene, proprio che si la ama tantissimo. Allora vuol dire è una bella cosa. Vuol dire che è proprio lei che ti fa sentire, perché magari sente che tu hai bisogno di una mano ed lei, essendo più evoluta, ovviamente non sarà nociva, perché uso la nociva per far capire. Certo, evoluta e ha deciso lei consapevolmente di dare una mano. Perché poi diventano angeli custodi anche nello stesso tempo. Sì, può essere che sia un tuo angelo custode, una tua guida. La sento e basta. Perfetto. È già quello. Ok, no, volevo fare un po' un esempio generale, nel senso che bisogna capire, tu l'hai già capito, ma sei molto avanti, sì. No, ma guarda che cioè, è una persona che veramente è oltre, sei oltre veramente. Cioè, io sono curiosa di vedere che numeri ha sto ragazzo, perché deve avere i numeri maestri, cioè, e spirituali più evoluti. Comunque niente, di cosa gli parlo e basta. Io mi ricordo, ad esempio, a parte il fatto che se noi cominciassimo, abbiamo avuto un percorso linea noi da piccole che ci sono cominciati a cadere dei fenomeni particolari, però adesso non è il momento di entrare in sto discorso qua perché è lungo. Addirittura noi, facendoci i nostri trattamenti Reiki di secondo livello, cosa succede? Ci spostiamo energeticamente e visualizziamo posti diversi, e il bello è che poi facciamo la controprova. Poi bisognerebbe spiegare cos'è un secondo livello e tutto, perché adesso non vi dilungo. Si potrebbe raccontare quella volta? Facciamola, no? Sì, non lo so, vediamo se sono curiosi e facciamo proprio il viaggio assieme. Poi cosa facciamo? Quando rientriamo,
noi, apriamo gli occhi e ci raccontiamo, ma la scriviamo addirittura in modo che nessuna influisce mentalmente all'altra, e ci ritroviamo che ci siamo spostate nello stesso posto e abbiamo fatto il percorso energeticamente di quello che dovevamo fare. No, volevo solo dire, quella volta che era morta mia nonna, che tutto viene senza forzature, ci mancherebbe. No, benissimo, abbiamo capito, Roby, sei bravissimo. Sei bravo. Sì. E quella volta anche per me è stato così, io ero legatissima a mia nonna, e come tutti quando comunque perdi un caro, ero giovane comunque, io mi ricordo che è venuta a trovarmi di notte, e io mi ricordo che questo lo raccontai a parecchie persone e mi hanno confermato, perché io quella sera venne a trovarmi, la sentii, io ho sentito una mano praticamente che mi ha accarezzato, come se mi desse il coraggio di andare avanti. Ma mi viene, scusatemi, ma sì, è così. E io mi ricordo che ho detto: nonna, sei tu, perché ho percepito il suo tocco praticamente. Certo. Sono contento se hai percepito questo. Sono contento se hai percepito questo. Se l'hai sentito, sarà così. Perché io sono sempre convinto che quello che si sente è la realtà. Se lo senti dentro, sì. Sì, se n'è andato nella dimensione astrale. Bene, fa piacere, insomma, perché comunque ognuno poi sceglie, cioè come ci scegliamo noi nella nostra via qua, che comunque siamo venuti, e quando siamo nati, ricordatevi che torniamo nel discorso della numerologia, le nostre date ce le siamo scelte, per cui siamo artefici del nostro destino, ragazzi. Se ci siamo scelti dei numeri che non ci piacciono, ci siamo scelti la famiglia in cui nascere. I figli ci hanno scelto dove venire a nascere e avranno il loro percorso. Ci siamo scelti il luogo, cioè sono tutte cose che ci siamo scelti. Come noi in questa vita che ci troviamo adesso, che dobbiamo fare la vita terrena per evolgerci. E finché non capiremo, e soprattutto parlando anche dei numeri karmici, torneremo sempre qua, perché nessuno è voluto a quel livello di aspettare qualcuno lassù. Siamo tutti uguali, stiamo facendo un percorso tutti insieme. L'importante, secondo me, è avvicinarsi più alla luce, specialmente in questo momento, in un periodo particolare che stiamo vivendo. Buio. E la luce vincerà sempre al buio, non ti preoccupare. Siamo in tanti che stiamo operando. Dai, ci mettiamo dentro anche noi, perché lo stiamo facendo, ormai l'ho detto. Lo stiamo facendo. Si fa quello che si può. Quello che si può nel nostro piccolo. E si fa per aiutare il più possibile. La terra e il popolo della terra, gli animali, tutto la natura. Ecco, questo è interessante. Questo è per te, perché sì. Radionica. Non riesco a leggere. Sta parlando, ha accennato della radionica, radiostesia. Allora, aspettate, mi metto comoda. Allora, la radionica praticamente. Adesso... sto leggendo già i commenti sotto, vai. La radionica, più che la radionica, io uso la radiostesia, veramente. Sono collegate, ma diciamo che è quello che si fa più a livello di energia, con i fogli, col pendolo e via dicendo. Sto studiando quella cosa lì, la sto usando, quella disciplina, ma quella cosa lì è brutto da dire, quella disciplina, per cui penso che sarà il mio futuro, cioè proprio l'ho scelta perché mi piace tantissimo. Ho studiato con Picchi, no, che sono andata in classe con lui, ho comprato i suoi libri. Non lo so. Sì, non lo so. So che comunque ho comprato i suoi libri e che sto studiando quelli, un po' ho anche visto, devo dirti, ci sono tante persone brave su YouTube che ne parlano. Però, se dici che seguono il video, vedranno anche quello che hai fatto praticamente. Sicuramente, se venite sopra il nostro canale, Esoteric Whisper of Gaia, vedrete anche che parliamo di quello. E praticamente usiamo il pendolo per caricare, scaricare l'energia, vedere a che punto se siete bassi, se siete alti, se siete centrati, se siete quello che volete, sia da lontano che da vicino. Se avete predisposizione o meno al pendolo, no, a essere tracciati periodicamente, se hai la predisposizione a essere trattati. Trattato.
non mi veniva il termine, sono stata lì un attimo a pensare. Vabbè. E quindi poi usi magari il testimone può essere la fotografia, può essere un'unghia, può essere un capello. È un mondo un po' vasto che studieremo un po' alla volta, vi farò vedere un po' alla volta quello che facciamo, insomma, useremo anche quelle tecniche. Molto molto interessante. Per esempio, se io sono qua a Pordenone e voglio trattare una persona a Canicattì, posso farlo, se una sua foto, avendo gli schemi, avendo il pendolo, io posso trattarlo da casa mia. Da lì capisci che si aggancia molto, al Reiki, che può fare la stessa cosa, perché una di secondo livello si mette in bolla. Esatto, quello che volevo dire è che si fa, puoi dirlo tu tranquillamente, si fanno questi trattamenti a distanza perché lì capisci che non esiste spazio, non esiste tempo, assolutamente. Cioè si va oltre a tutto questo, per cui tu potresti essere qua e l'altro potrebbe essere... io la uso, Roby, la uso già. Sì, sto già trattando delle persone, amici, perché io tratto amici, non ho clienti, però ti devo dire, quando ho molto... mi sento ancora ignorante, perché io ho preso queste cose dai libri, per cui però mi piacerebbe un giorno poter fare proprio dei corsi con delle persone preparate, perché secondo me il libro ti dice una cosa, però l'esperienza che ti può trasmettere un'altra persona magari ti dà un input in più, e mi piacerebbe proprio diventare un operatore olistico su quel ramo lì, su quel settore lì, perché mi piace tantissimo. Come ho dei diplomi a livello di sciamanesimo, perché ho fatto dei corsi con degli sciamani preparatissimi, e magari potrei anche, perché io sto già pensando, perché io poi parto e vado, mi piacerebbe abbinare le due discipline, perché tutto posso abbinare. Tutto puoi abbinare, perché ho compreso il Reiki, quindi io lo stiamo facendo, tante tecniche messe insieme, stiamo già mescolando, perché renderci conto che è sempre energia, sono strumenti che vengono dati, sì, e tutti sono in grado di utilizzarli, tutto lì. Certo, guarda che noi prima di studiare avevamo già, già le avevo queste cose. Allora, non si deve studiare, perché tu quando fai questi, si parla di percorsi, di corsi, intanto ti tirano fuori quello che hai dentro, e tu, da quanto pare, da quello che dici, cioè sei già avanti senza bisogno di nulla. È chiaro che alle volte devi fare dei percorsi tipo Reiki, che dovrai affidarti a un maestro serio. Io non voglio parlare, vabbè, no, serio, non andiamo nel discorso, perché comunque non credete mai quando vi dicono apertura dei chakra, perché da soli arrivate, siete intelligenti e capite che se i chakra non fossero aperti non sareste vivi, ok? Però ti devi affidare comunque a un maestro, non fatemi andare oltre, che ti dia, diciamo, un'attivazione, posso usare sta parola, che ti dia una pulizia, che ti faccia scorrere benissimo, perché cosa succede? Quando tu arrivi ad essere un canale, che uno potrebbe essere un canale naturalmente senza bisogno di fare questo, inconsapevole, ok? Non ti servono tutti gli strumenti, qualcuno ha bisogno di questi strumenti per andare oltre. Quando tu arriverai ad avere appunto tutta questa connessione, riuscirai a capire veramente tante cose e ti renderai conto che puoi abbinare anche tutti questi strumenti insieme, certo, per poter per poter evolvere, per poter trattare, per poter tutte queste cose qua. Però dovevo dire un'altra cosa stavamo parlando del poter usare le varie tecniche, cioè tu volevi dire che praticamente sono tecniche diverse, che sono sempre tecniche, assolutamente, ma che possono usare tutti, cioè, non è che io sono più brava, lo posso usare lei più brava, allora tutti siamo predisposti a questo. Il fatto è che noi, io dico sempre questa frase, è riportata, sì, non è che me la sono inventata io. Noi siamo esseri divini sulla terra, non siamo esseri divini, siamo esseri divini sulla terra. Se siamo fatti veramente immagine e somiglianza, senza entrare nelle religioni che non è il nostro campo, noi abbiamo il potere divino dentro. E cosa vuol dire questo? Non parlo di religione, è perché è il potenziale che ogni persona ha dentro. L'unica cosa è che lo dobbiamo riscoprire e ricordare. Ci sono persone che arrivano da sole, ci sono persone che hanno bisogno di un aiuto, ci sono persone che comunque
giustamente dicono, io mi rendo conto che poi la risposta ce l'ho dentro di me, perché devo andare a chiedere a un altro? Io mi devo rispondere quello che va bene, e questo è già un passo evolutivo di consapevolezza. No, queste cose, guarda che anche nello sciamanesimo, ricordati che lo sciamano è quella persona che sa, sai perché? Non perché ha studiato, ma perché sa ascoltare. E torniamo nel discorso dello sciamano che ascolta con il cuore. Perché se a me in un momento non sono centrata, mi parte la mente, ti dico, magari dico, ti perdi, no? Ti perdi. Mi è capitato un attimo fa, per dire, quando ti ho detto mi sono persa, perché stavo parlando delle tecniche, poi se tu ti centri e sei consapevole, cioè, riesci insomma. Io non voglio andare oltre, sai. Ma non è una scelta tua, cioè tu non devi andare oltre, tu devi fare quello che ti senti, sempre. Quello che ti senti. E tu fai quello che ti senti e non sbagli mai, mai. Anche perché la prima cosa è rispettare se stessi. Sì. Se tu non rispetti te stesso, già rinneghi una parte di te, di conseguenza non vai da nessuna parte. Cioè nessuno, cioè, ti ripeto, stiamo parlando delle nostre esperienze, di tutto. Uno magari si ferma lì, noi invece siamo persone che abbiamo questa sete di conoscenza, però perché è una conoscenza che non è però studiata solo sui libri, perché dobbiamo provare su noi stessi, e poi una volta che provi praticamente capisci in realtà che ce l'hai dentro e ti viene fuori quella cosa senza bisogno di averla studiata. Questo è il bello. Scusa se ti interrompo. No, fai. Noi quando abbiamo cominciato a fare questa cosa, allora noi, ti dico, io ho studiato sciamanesimo, ho studiato solo il primo livello di Reiki, perché poi per via del Covid ci siamo bloccati. Non andare su queste cose. Vabbè, ma no. Sì, ma sai che non vogliono. Vabbè, ma non sto parlando né bene né male. E insomma, praticamente mi sono persa. Allora, quando ho fatto questi corsi, io ho preso dai maestri quello che loro ti insegnano, ok? Però ti accorgi che quando a te piace una cosa e la senti dentro, poi non è che la fai come te l'hanno insegnata, tu la fai come la senti. Sta rispondendo avanti sto ragazzo. Cosa sta andando? Il colore verde è il chakra del cuore. È il cuore. Ti sei risposto da solo? Ok, dai. E quindi, vedi, anche noi facciamo quello che ci sentiamo poi alla fine. Il fatto anche che magari trovi dei maestri che ti dicono no, non puoi mescolare una cosa con l'altra perché non è giusto, e li trovi. Però ci sono dei maestri che secondo me sono quelli più illuminati, poi magari sbaglierò, ma è il mio sentire, che invece dicono no, tu devi saper integrare le cose, poter usare un po' tutto. A parte quello. Devi fare quello che senti. A parte quello, sono strumenti che ci vengono dati, giusto? Sì. Come ho detto prima. Tu lo fai, è vero che lo puoi integrare, però è anche vero che alle volte puoi finire con questa tecnica perché sei già evoluto e il tuo percorso diventa un altro. Quello è un altro discorso ancora. Sì. Ok, fermiamoci dai allora. Sì, perché siamo... Non ho capito, non so se conosci il discorso di Gustavo Roll. Forse ho detto per chi, perché ne ho paura, un po' come disse Gustavo Roll, con io... Aspetta, perché non riesco a leggere quel colore verde. Sì, beh, io ho fatto l'abbinamento perché mi è subito scattato il discorso, perché il verde corrisponde al chakra del cuore. Tutto lì, non era in risposta a quello che è scritto. Di Roll, io non so lei, io ho letto qualcosa. Sinceramente, non so, perché alcuni ne parlano bene, altri dicevano che era un lestofante. Secondo me era un illuminato, poi per amor di Dio, ognuno dice la sua. Sono andato troppo avanti, perdonami, sì, ma figurati, non è assolutamente. Comunque Roll secondo me era un grande. Ha fatto di quelle cose, almeno secondo le testimonianze di tanti che hanno avuto a che fare con lui, addirittura dei viaggi che li portava, cioè era lì con loro e li portava dall'altra parte della terra. Cioè, ragazzi, sì, lì siamo proprio su lì siamo avanti. Però non mi permetto di dire niente. Però non posso dire niente perché non ci ha portato me. A me sarebbe piaciuto conoscerlo, sinceramente. Perché il bello è che quando fai l'esperienza sulla tua pelle, allora puoi dire
è successo. E tra l'altro noi siamo due cancre da quel punto di vista, se non vediamo non crediamo, quindi se io ti parlo di una cosa perché me la sono vissuta e ti posso dire è vera, no, però non posso per forza riuscire a fartela credere a te perché tu non l'hai vissuta, per cui deve essere che la tua, capisci? Cioè, non so se mi sono spiegato. Sai cos'è? Che il vissuto è comunque diverso, perché noi in questo momento non è che tu, anche se tu adesso dovessi fare un trattamento Reiki di secondo livello, che potrei prenderli in bolla tutti, gli farei provare sto discorso, no? Sta botta di vita. Non si può perché adesso siamo ok, però è una cosa che si può fare per far capire cosa potresti fare. Però tornando nel discorso, cosa stavi dicendo? Vedi, adesso mi sono... Che ognuno fa le sue esperienze e crede a quello che fa. Perché, no, nel senso che anche se io faccio la mia esperienza e dico, ho sentito questo, io non posso trasmetterla perché tu, anche se tu farai la stessa cosa, il tuo sentire sarà diverso. So se mi spiego. Non è che io posso dirti è accaduto questo e tu dici sì, è vero. Ognuno sente in modo suo, ognuno non è sbagliato. Poi percepirà, esatto, non è e sbagliato tra l'uno e l'altro. Ogni sentire, scusate che mi raddrizzo un po', ogni sentire è corretto e va bene per te. E va bene per te. Però sono cose che se tu le fai in pratica riesci poi a spiegare, non lo so, percependosi, perché noi abbiamo quel livello lì e ci capiamo percependoci, senza parlare alle volte. Però tutto lì, insomma, sono andato troppo avanti, ma no, questo si è ancora fermo lì. Se avete qualche altra domanda, no, fermo lì nel senso che non si è andato avanti con altri pensava di essere andato avanti oltre, si è fermato, hai capito? No, anzi, se avete delle domande ci fa piacere perché... Allora, aspetta, perché parlo della quinta, della quinta musicale quando della depressione, perché disse aver raggiunto tutto e lo porta alla tristezza perché non poteva essere simile. Comprese fu un errore. Ma sei tu che sei più a... io non credo molto sul superuomo, sinceramente, perché lì bisogna, forse a questo punto io non... Perché raggiunto tutto, ragazzi, è impossibile. Saresti il Buddha illuminato lassù, davanti alla porta che aspetti tutto, per cui ascendi. Guarda, cioè del fatto che noi poi abbiamo la nostra parte che prima di dire è vero, veramente è dura, cioè è dura che io prima ti dica sì che credo tutto, cioè, e nonostante che crediamo tanto, no, nel senso perché crediamo giustamente a quello che e comunque credi che se percepisci che la persona, però anche noi, cioè calma. Non è che mi affido tutto e dico tutto quello che sento, caspita, adesso ho visto il tizio Caio là, guarda, no, non esiste. E il fatto che uno, intanto, quando una persona fa dei percorsi come noi, mai più io direi sono una che fa Reiki, sono una sciamana. No, siamo praticanti Reiki, praticanti sciamani. Saranno gli altri che ci dicono se lo siamo realmente. Per cui quando una persona comincia a dire che poi è andato in depressione perché comunque lui parla di questa quinta, tutto quello che dice, era arrivato, cioè era dove? Intanto se lo dice dove da solo. Era arrivato? No, intanto se lo dice da solo perché comunque è la sua affermazione e poi comunque vai in un oltre che non è possibile. Possibile, non sarebbe in questa fase terrena nemmeno lui. A me non piaceva, ma se ha detto io non l'ho mai, non so. Sì, che pensava di essere andato al di là, ho capito cosa voleva dire. Però se uno dice questo, sinceramente ha un po' di qualche problema con l'io, cioè nel senso che è un po'... Non mi viene la parola, tu che sei più... No, sono più avanti niente, siamo tutti uguali. No, nel senso... no, non sto cercando di capire, perché adesso ho scritto un'altra cosa che non mi suona con quello che ha detto prima. Allora, lui parla della quinta dimensione, poi andò in depressione perché disse di aver raggiunto tutto. Ecco, quel raggiunto tutto non mi suona, mi suona, hai capito? Perché è impossibile. Tu puoi essere evoluto fino a un certo punto, altrimenti saresti veramente andato oltre, avresti deciso di andare oltre e avresti lasciato il corpo, ok? E saresti andato in un'altra dimensione. Poi pensava di essere, tu hai detto dopo, pensava di essere andato là, sto leggendo. Adesso io non lo so se tu parli di un contesto di un viaggio tipo astrale, qualcosa del genere. O sciamanico come li facciamo noi. Allora ti dico sì. Ok, ma l'abbiamo fatto anche noi, ma noi non siamo, sì, non diciamo che siamo arrivati. Però tu
torni sì. e puoi portare testimonianze. Questo è un altro discorso. Non lo so se ci siamo capiti che... Ma sai cosa? Che bisogna anche... Lui magari è uno studioso di ruolo, noi non l'abbiamo studiato, magari ci sono sicuramente delle cose che noi non sappiamo. Infatti non vado oltre perché Però non sinceramente mi permetto... per quello che io ho capito, uno che ha un percorso tipo il nostro, per esempio, non potrà mai, anche se va oltre quello, metti che io divento ancora più... Niente, fai altri percorsi. Ma non potrai mai dire, appunto, non potrai dire che so tutto. Anzi, non comprese la sua... Adesso vedi, allora torniamo al discorso. Lui, che ti puoi fare questi viaggi sia all'interno di te stesso, puoi farti un viaggio, puoi fare questi viaggi e comprendi proprio questi fanno parte delle sue ombre. Lui quando parlava così era la sua ombra che parlava. Perché poi alla fine ha accettato l'ombra, ha compreso la sua incapacità e l'arroganza che aveva in quel momento di dire queste cose. In quel caso sì. Esatto. Allora cosa vuol dire? Che lui ha visto l'ombra vedendo l'incapacità e l'arroganza, ma ha visto la luce capendo di essere semplicemente un essere umano. Ha visto l'umiltà. Ha visto l'umiltà. Ed è quello importante. Come siamo, come hai detto tu, Tao, siamo la luce e il buio, e se tu non affronti il buio, anzi lo devi vivere e devi essere grato di quella parte che ti fa capire di spingerti dall'altra. Sì, non è una cosa... Anche di essere un semplice essere umano. Noi siamo semplici esseri umani. Non abbiamo siamo divini nel senso che hai la luce interiore dentro, l'essenza, cioè questo, e tutti sarebbero capaci di riconoscere questi doni e quei talenti che abbiamo. Perché è così, tutti di noi abbiamo doni e talenti. Lo yin e yang. Esatto. Questo è alla fine. Che alla fine dobbiamo accettare il buio, il femminile e il maschile, noi siamo fatti di tutto questo. Cosa dici? Non lo so, chiedi a loro se qualcuno ha qualche domanda. Mi sembra chiudiamo, che non so. Mi sa che abbiamo fatto una bella chiacchierata, mi sembra. Roby è un grande. Roby veramente ci ha tenuto testa. È stato collaborativo, perché sai, se qualcuno è che si sa poi magari con una giornata così un po' particolare, perché i ragazzi giovani vanno a divertirsi. Beh, ovvio. Quelli più anziani c'hanno sonno, vanno a dormire. Parla per te. No, non c'ho sonno, io ti ho detto, sono 2 giorni che dormo pochissime ore, ma grazie appunto a quello che facciamo, io sto benissimo, non c'ho sonno. E tu pensi che io vado a casa adesso? Ragazzi, cosa dite? La salutiamo? Che così... O avete altro da domandare? Avete altre curiosità? Se no chiudiamo. Per essere stata la nostra prima live mi pare che non è andata poi tanto male. Non lo so, non sei tu che devi giudicare. No, ragazzi, nel senso, siamo riusciti a parlare, allora, ci siamo ingamberate. Hai parlato e hai spiegato. Non fare la gaffa di dire mi lodo e mi sbrodo, ma sto scherzando. Mi lodo e mi sbrodo. In realtà ho 210 anni, ma forse ne hai molti di più. Ne hai molti di più. Spero che ne hai persi un pochi, disagio. Stavo molto interessante l'argomento. Tarocchi. Vi va di dirci qualcosa brevemente? Lei cos'è quell'ali? È quella della risata? No, ne hai molti di più. Ne hai molti di più, credimi, sì. Allora, i tarocchi. Non hai fatto solo una vita, il tarocco, ma io se te parlo adesso, poi il video io che lo faccio fare. No, allora fai così per la curiosità. Allora, diciamo che... cosa farai proprio? Che gli tiri fuori la carta del giorno? Magari quelle cose lì. Allora, invece di raccontare... ci sarà un video in cui racconterò la storia, cosa vuol dire la tarologia e via dicendo. I tarocchi, alcuni dicono, ma no, se ve lo dico poi vi dico la storia. No, ma devi anche dire che tu non fai la stesura dei tarocchi. Io non faccio la stesura dei tarocchi, non è che uno mi telefona e io ti faccio il tarocco personalizzato, non è che tirerò fuori la carta della giornata, farò magari, non so se ci proverò nel mio piccolo, a fare magari le carte per la settimana. No, ma bello è, scusa che che tu hai diversi tipi di carte, tu hai le quantistiche, però io ho le mie preferite. No, ma sicuramente, però tu hai la possibilità di dare, secondo me, giusto per dare
Un giorno magari fai quella della giornata sciamanica, un giorno puoi fare la quantistica, un giorno e poi spieghi cosa vogliono dire. No, attenzione, io le leggo tutte a livello sciamanico, io non faccio le carte normali, perché io non sono in grado di fare la cartomante normale. Secondo me sono molto più interessanti. Io faccio la versione sciamanica perché quello mi ha insegnato i miei maestri. Per cui io non do il senso alla carta di quello che danno gli altri, quello che dà la tarologia. Io vai nel profondo. Io sento quello che dice lo spirito della carta, comunico con lo spirito della carta, con l'archetipo, e lui mi dice quello che mi deve dire. C'è anche un altro sistema che è molto, ma quello di solito si fa quando si fa personalizzato, che praticamente vai a fare il viaggio sciamanico e vai a parlare con le carte che sono uscite per quella persona o per te stesso, e vai a chiedere durante il viaggio sciamanico che senso ha, cosa ti voleva dire, che significato aveva nel tuo contesto di vita quella carta messa in quel modo, vicino a quell'altra carta. È bellissimo. È tutto è molto approfondito quella parte lì, però capite che se io ve lo faccio, cioè non ci vuole la giornata, ma non puoi neanche, perché io devo andare a farmi il viaggio sciamanico, devo andare a vedere, parlare con le carte, con ognuna delle carte che sono uscite a persona, e dopodiché devo tornare e darvi il senso che ha avuto quella stesa. Si fa, per amor di Dio si fa, però io non ho tempo, mi piace, lo faccio per me, lo faccio per gli amici, ma non lo potrei mai per altre persone. Io sono la cavia, e lei sempre quello che fa tutto. Perché io non sono la tua. Perché io poi me la godo, perché amo da morire. Però mi hai dato uno spunto, perché io adesso poi mi fermo nel discorso numerologia, perché ho già parlato. No, nel senso di dire che quella che farò io è quella tradizionale, perché poi ci sarà una sciamanica che io non presenterò in questo contesto, perché purtroppo la devi fare attraverso il viaggio sciamanico come anche le carte, quello. E tu non la puoi fare davanti a un video, tu devi entrare, farti il tuo viaggio, entrare in contatto con l'archetipo, e lì ti parla per quello che una persona, quando ti fanno che io farò quasi la tradizionale, con una tabella che mi dà il mio sentire, ho scelto quel tipo di tabella perché ne esistono tantissime. Tu sai che quando farai la sciamanica è proprio più approfondita e va proprio nell'essere della persona. Magari qualcuno potrebbe non ritrovarsi con quel numero. Se succede questo, ha bisogno della sciamanica, che allora vai a parlare proprio con l'archetipo. È particolare, molto mondo. Racconta, Roby, di pure, parla tranquillo. Certo, bellissimo. Scrivi pure, di quello che vuoi, noi se siamo in grado... è attivo, mi piace tantissimo. No, ma guarda che Roby è un'intelligenza. Ti dico, si è già iscritto al canale, per cui poi andrò, anzi perché andrò... E non è per interesse, perché... Ma no, ma che interesse c'è? Qua no, nel senso che lo seguo da diversi mesi. È solo questione di dire... L'ho trovato su altri gruppi. Anzi, fa piacere avere delle persone appunto che commentano, che dicono... Mi dispiace appunto anche per alcuni che è spesso un incompreso, ma è normale. Bene essere incompresi. Signore, sicuramente hai qualche numero maestro allora. L'ha detto. No, quello aveva karmici, mi pare. Perché bisogna vedere, perché comunque sono le classiche persone. Sei incompreso perché sei più voluto di quelli che ti stanno attorno. Mamma mia. Io non stavo bene, gli diede dei soldi. Anch'io ho fatto la stessa cagata, pensa. E dissi che? Ma di fatti queste cose non devono essere fatte a pagamento, ragazzi. Aspetta che non ha finito. No, che lui sarebbe morto poche settimane dopo morire. L'hai sentito? Hai detto quello che sentivi? No, è come lui ha paura di avergliela mandata, è diverso. Ha veduto? Secondo me ha paura di avergliela mandata. Nel senso che ma magari hai percepito quello che sarebbe accaduto, penso. Però vedi, lui morì davvero. Sì, ho capito. Sì, abbiamo capito. 7 settimane morì davvero. Solo che io ti sto dicendo, probabilmente tu l'hai sentito e lei pensa che tu gliel'hai mandata. Hai capito? Avventure
Buonasera. Ciao, Avventure Boreali. Ciao, questo è un altro canale che seguo. Ciao, spero che ti iscrivi. E lo adoro perché mi fa vedere, lui si è trasferito. Dove ti sei trasferito tu? Mi sembra in Norvegia? Sì, in Norvegia. Dai. È in un paese del nord. Non gliel'ho mandato, ma sì, era una battuta. Sì, avevamo capito. Cerchiamo di scherzare un pochino perché... E ci fa vedere che lì sono liberi rispetto a noi. Non possiamo parlare ma là di avventure boreali. Infatti io gli dico sempre, guarda, quando vedo le tue dirette, io verrei da te subito. Mi iscrivo subito perché io non conosco. Dopo te sono curiosa. Sì, sono curiosa. Non si manda il male a nessuno, bravo, perché torna indietro mai. Assolutamente. Mai. Poi ci saranno degli operatori che dicono che è una cavolata. No, ci sono. No, io ho avuto scontri molte volte con queste persone che dicevano una cavolata, non è vero che ti torna indietro, io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, non mi ha mai tornato niente indietro. No. Cavoli vostri. Abbiamo detto io credo che torna indietro e non lo farò. Anche perché torna indietro amplificato, perché fa il giro, che poi arriva all'universo, amplificato ti ritorna. Sì. Il fatto è che non è detto... E non torna solo a te. Che ti arriva su questa vita. Il fatto è questo, che non è detto che ti arrivi subito. Chissà quando ti arriva. Cioè, e poi no, bisogna appunto essere positivi, il pensiero è energia, il pensiero crea, assolutamente no, perché se si fa una roba del genere si crea il male e ti si ritorce contro. Sei tornato a casa, sei tornato in Norvegia, adesso Avventure Boreali, perché avevi detto che tornavi a casa a fare un giro, volevi venire qua, poi non ho più seguito perché sono presa malissimo e mi dispiace perché i tuoi video sono stupendi. Anzi, iscrivetevi ad Avventure Boreali perché fa vedere dei paesaggi nordici, prima con la neve, poi quando c'è il disgelo, che va a farsi i suoi giri col suo cagnolino, è un grande, va via col camper. Bello. È veramente, bello. E poi è uno che trova sempre lavoro, beato lui. Ho detto vengo lì a lavorare. Ma perché si affida, semplicemente. Lui è un grande. Ti ho detto prima, tu vai, fai l'universo. Apri le porte, ai portoni. Sì, tu prendi il treno, vai. Perché proprio è così, si affida. Allora, tra l'altro me lo comunicò mia madre. Sì, mia madre molti mesi di ritardo, praticamente, che era morto. Vabbè, tu non farti colpe perché non è causa tua, non penso proprio che sia stato assolutamente, tu, no. Era nel destino, probabilmente tu hai percepito quello che sarebbe accaduto. Io ho sempre paura di chi... Queste cose, se le fai per fare del bene, devono essere fatte in forma gratuita. Io sono di quell'idea, non ho mai, anche se faccio trattamenti a persone, non ho mai chiesto nulla. No. Mai. No. Mai, perché se tu cerchi di fare del bene lo devi fare anche dietro le quinte e lo devi fare comunque senza chiedere nulla in cambio. Non esiste. Cioè ci deve essere, ecco, quello che volevo dire, ci deve essere una chiusura, nel senso che tu devi dare uno scambio. Io vi dico una cosa assurda adesso, faccio un trattamento a lei, dammi una caramella, abbiamo chiuso. Non serve denaro, capite? Però la chiusura ci deve essere. Ecco, quando mi faceva a me i trattamenti, io l'ho riempita di cioccolata. E quando venivi a casa, aprivi il frigo e ti mangiavi la mia, per cui siamo pari. Bellissimo, non te sto rinfacciando, sto dicendo che abbiamo fatto delle serate bellissime, pazzesche, perché poi assolutamente sì. Perché non rimango qui purtroppo, aspetta, mi stava rispondendo Avventure Boreali, non rimango qui, purtroppo non ho tempo di ritornare in Italy, volevo ma così ad ottobre comincio nuove esperienze in un altro posto, ormai sono nomade. Bellissimo. Vabbè, se ti senti bene, guarda il suo cagnolino, quello lì, il suo cagnolino che va in giro sempre con lui. Non per niente ha chiamato Avventure Boreali, non sarebbe avventura se staresti fermo e statico. Appunto. Sicuro non è un numero 4, comunque andiamo. Che numero 6? Dimmi. No, che si ricomincia. No, che si ricomincia. Perché se no si parla, no. Dai, giusto per... no, veramente lui fa dei video stupendi perché fa vedere di quei paesaggi che io poi adoro i paesaggi nordici e tu lo sai che io ho un amore per quei posti lì, poi per i nordici in modo particolare, tu lo sai. Allora vai là, fa troppo freddo, io dopo l'operazione non avevo sempre freddo, non ce la faccio più. Vestiti, io... È così. Ci stanno ragazzi, non lo so. Ragazzi, che volete? Che ci salutiamo? No, perché mi sembra che abbiamo detto tutto. Più di tanto non ci possiamo sbottonare perché sennò poi ma facciamo pubblicità. Mi raccomando, iscrivetevi a 60. Sì, no, vai.
Cica64, l'altro canale mio personale, al nostro canale personale Esoteric Whisper of Gaia. Vabbè, dai. E se volete anche a questo, ma perché sì, questo già siete iscritti. Se sono iscritti. Vedi che ho fatto una cavolata, dovevo metterlo a tutti. No. Allora, va bene così. Sì. Iscrivetevi anche al D se non lo avete ancora fatto. Se volete chiedere ancora qualcosa, fatelo ancora, altrimenti vi salutiamo, andiamo a nanna tutti. Tu vai a nanna. Ah sì, perché tu sei le vecchie vanno a nanna. Beh, perché io no. Io sono vecchia ma non vado a nanna. sono instancabile, anche noi lo siamo. Sì. No, e allora fai domande, dai. Io non ci sono, c'è la babbiona qua che... Ma porca la miseria, ma guarda questa. Ho detto la miseria, non ho detto altro. Poi tu sai che sono pericolosa, quando le dico. Aspetta che no, mi sono andati via cosa ho combinato. Devi andare dentro la chat, cara. Sì, ho perso... la chat. Oh, pensa tu, pensa al computer se lo adopero io. Vabbè, scoppia. Che poi mi dicono che c'è un tocco, come tocco la tecnologia, faccio non lo so che cos'è. Ragazzi, lo sapete che io mi sto proprio divertendo? Tu? Io sì. Non pensavo, io ho detto mamma mia, perché sembra proprio di essere in un salotto pieno di gente. Ma difatti è quello che devi immaginare di non avere, cioè di essere come io e te che stiamo parlando, perché però ho detto, è la prima volta, ho detto già, mi sono resa conto dal primo video che ho fatto che ero imbarazzatissima, non facevo altro che oscillare nella sedia, è stato poi alla fine quando ci siamo riguardate abbiamo tanto di quel riso. Ecco, una cosa potresti dire, ma sarebbe interessante che posti qualche video con tutti gli errori fatti? Ma magari questo non so se questo tuo è un canale, però ragazzi abbiamo riso da morire. Non è che viviamo di YouTube. No, perché comunque non guadagniamo niente qua. Lo facciamo perché... Fateci guadagnare, che vedevo dire. Dai, è una battuta. Dai. No, noi facciamo per piacere. Poi ve lo dico, però no, scusa, però questo lo voglio dire. Perché ci sono tanti che dicono, perché guadagnate su YouTube, perché allora, noi non guadagniamo perché non siamo arrivati a livelli, siamo piccoline. Ma se un giorno dovessimo arrivare, non è che mi fa schifo, ve lo dico subito, fuori dai denti, perché a me anche perché casa vostra, diventa un lavoro. È un lavoro. Io vi faccio veramente, a volte anche 24 ore su un video. Quando non sai lavorare, quando tornerai, che riprenderai allora lì dovranno aspettare perché il tempo sarà quello che sarà. Cioè, sono tante ore che ti vanno via. Io sinceramente... Qualcuno ha fatto... Il pendolo, wow! Sì, ma... sai perché? Vuoi vedere? Disagio, tu vuoi vedere? Sì, dai, prendi il pendolo. Aspetta che prendo il pendolo, dai, ti faccio vedere. Lo utilizziamo, sì, disagio, tutte e due. E oltretutto Lina lo usa appunto per la radionica e radioestesia. Vi ripeto, se vi iscrivete al canale vedrete anche un video sulla radionica e la radioestesia che ha fatto Lina e come cavi ha preso me. E vedete come funziona il pendolo. E ti dico, ne abbiamo tantissimi, tutte e due, e facciamo un utilizzo diverso. Non so se sapete, se voi li sapete utilizzare, se avete fatto il processo di dire, sai, col pendolo che comunque devi entrare in contatto, se avete fatto tutte le cose regolari. Allora, io ne ho 3 preferiti, poi ne ho tanti altri. Questi sono quelli che uso sempre. Adesso ultimamente, allora vi presento quelli che sono collegati al mio cuore. Gli altri non li ho mai collegati al mio cuore. Allora, questo... Scusa, Robby, dopo ti rispondiamo, sai? Adesso fa il pendolo. Ah, ok. Allora, questo è l'ultimo che ho preso, che ha all'interno il testimone. Questo si può usare, vedi, si svita. Tu puoi mettere dentro un pezzo di unghia o un cappello. Un pezzettino di una fotografia, qualsiasi cosa di un'altra persona, e lo utilizzi per energizzare la persona, per vedere a che punto è la propria energia. Questo qui non vi dico il nome perché vedi già parte, è già partito. Io sto cercando di tenere la mano più ferma possibile. Questo è il mio ultimo, però... E gira a suo livello, voi lo vedete al speculare. Allora adesso vi faccio un esempio. Ma lo vedono speculare, devi dirlo, no, devi dire. È speculare, vabbè. Comunque, non importa, tanto loro non... Se io gli dico, dammi il sì per favore, vedi? Lui gira verso destra, voi lo vedete al contrario perché
magari, non so. Sì, in teoria è al contrario. Okay. Però tu di verso destra per te il allora, sì. per me verso destra è il sì. Se io gli dico dammi il no, vedi, subito è partito e me lo sta dando. Adesso è molto pesante, è lui che mi muove la mano. Ma anche perché sei messa male, perché lo so, bisogna dove andare in appoggiare, appoggio, ma devo tenere la mano non si vede alta. se no. Ragazzi, io insomma, non è che c'ho tutto. È giusto per dare un'infarinatura. Se gli dico dammi che non mi devi rispondere, perché è qualcosa che io non devo sapere, vedete che va su e giù, va su e giù, vedi? Questo è l'ultimo che ho preso, che è stupendo, meraviglioso. Però c'è il mio preferito. Questo è pazzesco. È il mio preferito. Questo è pazzesco assoluto, veramente. Che ho sbagliato. Non ho i miei qua, ma va bene lo stesso, cioè ne hai di simili. Il mio no, questo l'abbiamo insieme, tu me l'hai rubato questo qui. No, non l'ho rubato, è perché l'ho visto, mi ha colpito e l'ho preso. Il mio preferito prima di te, tutto questo qui è meraviglioso. Questo proprio lo uso per pulire i chakra, questo qua è di cristallo ialino e quello e l'altra pietra sopra è un'ametista. Ed è la meraviglia in assoluto. Questo bene utilizzare delle ametiste in casa anche. Vedi, guarda, questo mi sta dando no. Tu mi vuoi bene a me? Ma che mi hai detto di sì. Ma tu lo sai che io ti amo? Tu lo sai che io ti amo tanto? Sì. E questo è un altro di quelli che io ho collegato al mio cuore. Bisogna collegare, spiega anche il processo, perché magari... Perché quando tu prendi un... Intanto il pendolo ti deve chiamare. Cosa vuol dire? Quando tu vai in un posto, l'occhio, dove ti cade l'occhio, quello ti sta chiamando, vuol dire che ti sta chiamando e ti sta tirando. È lui che sceglie te. È lui che sceglie te. Non sei tu che scegli lui. Poi un'altra operazione da fare subito è prenderlo. Io appena l'ho visto, io ho detto, è te che devo prendere. E lui mi ha detto sì. Vedi? Sì. Ho sbagliato a scegliere te? No. E cambia subito direzione. Vedi? Vedi? Sei destinato a me? Eri destinato a me? Sì. E infatti la persona dove io sono andata ad acquistarlo mi ha detto, mamma mia, non ho mai visto una roba del genere, perché di solito... Tu ti ricordi, abbiamo fatto un'esperienza una volta come girava? È Sì, stato pazzesco. Sì. Ha Ma lei preso a te era? Col tuo? Ero io col mio. Ha fatto un vortice particolare, dipende in quel momento quante energie ci sono, insomma, tutto lì. Questi sono, e poi dopo c'è l'ultimo, che non è l'ultimo, è il primo che ho preso, sinceramente, di quelli, no, quello primo è quello tuo, quello spirale. Sì, quello spirale. Metallo, questo è il secondo in metallo che ho preso, che anche questo è bellissimo. È stupendo. È stupendo, che guarda, questo già parte, tu sei bellissimo, lo so. E sono tutti collegati. Allora, torniamo al discorso. Sei bravo. Quando tu vai a scegliere, perché poi io mi evado, insomma, vado su altri discorsi. Quando vai a scegliere un pendolo, appunto ti chiama. Quello che ti chiama, dove l'occhio cade, quello è il tuo. Poi gli fai le domande, lo fai girare, gli dici sei tu per me, tu sei quello che mi è destinato, e lui ti risponderà. Poi quando lo porti a casa puoi chiedere qualsiasi cosa. Di solito lo fanno anche come mi chiamo io, il mio nome è questo, o questi anni. Adesso quello è già ok. Quello lo fai quando torni a casa. La prima cosa che devi fare quando torni a casa, siccome sono stati in un ambiente pubblico, sono stati toccati da tante persone, quindi possono aver assorbito l'energia di altre persone. La prima cosa lo devi purificare. Quindi dipende, ci sono a seconda dei materiali, ognuno ha la sua purificazione. Può essere purificato con palo santo, con l'incenso, con l'acqua, col sale. Ovviamente devi sempre utilizzare... Non le pietre, mi raccomando, appunto, quelli che hanno pietre no. Ma anche i metalli, ci sono dei metalli che si corrodono con il sale, quindi il sale è un po' pericoloso sia per le pietre che per i metalli, per cui è bene magari usare l'acqua, ma anche con l'acqua a volte alcune pietre ci sta e altre no, perché dipende appunto cosa si... Buon uso! Scusami, ti interrompo solo così, a parte il palo santo e incensi, noi abbiamo anche la piramide. Di per sé è interessante anche la piramide o la genesa. La genesa. Noi tante volte noi teniamo dentro la genesa.
Quando ho continuato a scrivere, non so. No, io mi sono fermata. Che torniamo sempre al discorso che siamo datate. Zero tecnologicamente. Esatto, per Questo cui noi dobbiamo sempre appoggiarci sui miei figli, poveretti. Ti ha detto grazie prego, per il disagio. pentolo. Grazie, disagio. Grazie. E praticamente dobbiamo, quando avranno tempo, vedremo come fare per utilizzare anche Instagram. L'abbiamo già, siamo già, se ci cercate su Instagram ci trovate, solo che non c'entro zero, per capirsi, perché finché non faccio le foto delle piramidi, le foto delle genese, dei quadri, di tutto quello che è il nostro mondo, non ci andiamo neanche. Adesso ci butterò dentro i video, mano a mano, perché questo sarà il terzo video, perché alla fine quando abbiamo presentazione, poi abbiamo numerologia che ci sarà cosa, poi sarà c'è il tuo di radionica, però siamo all'inizio, insomma. Esatto, quindi dovete avere un po' di pazienza, perché la cosa è che abbiamo programmato che facciamo un video a settimana. Questo è stato un caso che volevamo provare a fare la live, ma in effetti non è... Sì. Mi viene a sorridere se leggo i commenti. Cosa hai visto? Se hai finito di parlare, c'è allora arrivato qua su, ok, ti chiede Roby, ti chiede o ci chiede a tutte e due una cosa entrambi sul denaro, che è una cosa positiva. Lui dice: il denaro è una cosa positiva, non è una cosa di cui vergognarsi, il denaro è benessere e noi nasciamo per star bene. Che ne pensate? Infatti, chi dice? Allora, c'è uno sciamano che ho letto tempo fa che diceva: il denaro non è vero che è una cosa brutta, dipende come lo prendi. Il denaro è uno strumento come tutti gli altri, non deve diventare una cosa importante della tua vita, deve essere una cosa che tu devi usare, che ti serve. Che ti serve, non in più. Stop, alt. Se uno si fa pagare... O lì si entra, magari uno dice... Ma dipende, cioè scusa, se io lavoro, scusami un attimo, io ti faccio un oggetto e te lo do, scusami, è logico, quello è un discorso, io hai lavorato, costo, ci ho messo di mio. Anche noi andiamo a lavorare e siamo pagate nel nostro lavoro, cioè qua si parla di un altro discorso. Poi se tu paghi il nostro sentire questo è farlo in questo modo, in questa maniera. Però logicamente il denaro si serve, ma nella giusta misura. Cioè noi ci rendiamo conto di come stiamo vivendo adesso, siamo veramente all'eccesso di tutto, perché non ci manca nulla e abbiamo il troppo, che non servirebbe secondo me. L'amministratore cos'è? Come si chiama? Il nostro moderatore, non mi veniva il nome, amministratore mi veniva di... E deve andare via, credo. Per cui dovremmo salutare, ragazzi, perché, ma a parte che sono tranquilli, ma sono tranquilli, no, amministratore, se devi andare vai, tranquilla, non c'è problema, fai quello che devi fare. Grazie per averci tenuta qua. Adesso non cominciate a insultare, no, se no dobbiamo banare tutto. Perché... Ma no, ma sono bravi, sono ma io posso fare una battuta, no, sì che mi conosci no, perché sono amici miei, non puoi dire no, così. Adesso diventeranno anche miei, e se non piango, no. Vabbè, dai. No, facciamo di fare le scene. Sì, e basta, appunto. Allora, noi nasciamo per il benessere nostro e degli altri. Sì, amministratore va bene lo stesso. Grazie, Roby. Grazie. Vedi, è venuto fuori istintivamente. Sì, è giusto anche quello che dici, ma io non lo reputo una cosa essenziale, nel senso che deve essere il giusto per poter vivere e star bene. Ma non serve avere l'eccesso, perché tutti noi oggi abbiamo veramente l'eccesso, si dovrebbe tornare un po' indietro per vivere meglio tutti quanti, perché alla fine, se ci rendiamo conto, siamo in un eccesso e per avere questo eccesso cosa facciamo? Uno lavora dalla mattina alla sera come un pazzo, lavora dalla mattina alla sera per comprarsi una macchina in più, per avere un cellulare in più, per avere un elettrodomestico in più di quelli. Secondo me si dovrebbe tornare veramente a un discorso di avere il contatto con la terra e di avere un lavoro interiore diverso, perché io dico, nel momento che vengo chiamata, io non mi porto nella bara niente e neanche nell'aldilà, tutti i soldi che ho accumulato. No. Per cui il giusto per stare bene, noi come siamo abituati, abbiamo tutti quella di crearsi la casa, crearsi comunque un futuro per i figli, però è giusto fino a un certo punto. Perché se loro sono nati in una famiglia che questa possibilità non gliela puoi dare, loro stessi dovranno muoversi e cercare
di crearsi un lavoro, di farsi con loro stessi, per cui non ci si deve neanche sentire in colpa. Il denaro sia uno strumento, ma deve essere, secondo me, ripeto, nel giusto, non deve essere l'eccesso, e secondo me si sta un po' abusando di questo. Perché tornare, io non dico che si arriverà mai a tornare al baratto, ma pensate che bello è, pensate che era, come era bello. Si stava meglio. Perché alla fine tu davi la tua opera e un altro ricambiava con la sua. Io raccolto denaro, la frutta, te la porto a te che hai le uova. Io non voglio adesso tornare, perché sarebbe un discorso troppo adesso a ragionare così, però io dico il giusto. Io non voglio nulla di più, non mi serve. Però se tu senti, no, io non vorrei dire, un altro sciamano che ho sentito io disse, se tu chiedi poco, avrai poco, perché questo è un altro discorso, un altro discorso, perché comunque quando tu rivolgi... ma il male fa parte della vita, il male è una prova che tu devi affrontare per crescere, ci deve essere. Perché tu calcola che ogni maestro asceso le ha passate tutte, è stato assassino, è stato ladro, è stato stupratore, è stato stuprato. Per cui le passi tutte, perché tu devi fare un'esperienza animica completa prima di arrivare ad un livello alto, superiore, capisci? Per cui il male ci deve essere, è essenziale, ci deve essere. Perché non esiste la bontà assoluta. Non esiste il bene se non conosci il male, poco da fare. Esatto. Quello è. L'invidia sociale. L'invidia sociale è sempre fa parte del tuo percorso. Evidentemente tu dovevi imparare una certa cosa, per quello ce l'hai. E la devi superare, la devi affrontare. Se tu la affronti, andrai avanti al prossimo step dopo. Come per tutte le prove che devi fare. Se non la affronti, te la rivivi. Poi, scusami un attimo, l'invidia, ok? Ma sociale di che? Ma il fatto è che è un problema loro. Io non riconosco sta parola neanche nel vocabolario, sinceramente. In effetti. Io so di quello che posso fare, so che arrivo a fare fino a quel punto. E mi basta. Mi gratifico con chi riesce a stare di più. Reputo che una persona è stata più brava di me senza nessun problema. È un problema della persona invidiosa alla fine. E quanto rosica e quanto sta male questa, eh? Sta male lei, eh? Sta male lei. Non è che stai male tu, sta male lei. Cioè io sono tranquilla. Cioè, perché io ho il mio percorso, ognuno ha il suo. Cioè sta gente deve imparare ancora, non ha nessun tipo di evoluzione ancora in corpo, punto. Cioè ancora molto bassa. Di vibrazioni molto basse. No, ma anche di evoluzione. Sì, vibrazioni ti portano all'evoluzione, cioè tutto di pari passo. Mi perdo anch'io. Volevo chiedere perché, questo era sempre quello. È vero, è un problema loro. Sì, ma è un problema loro, perché stanno male loro. Io quante volte ti ho fatto questo discorso qua, anche te? A chi, a me? Ok, lui sa, dicevo quando. Lui sa. Ok. Io non mi faccio sangue cattivo se qualcuno mi dice qualcosa, perché a me mi frega niente, è il problema suo. Se questa persona mi sta dicendo del male, sta parlando male di me, è perché è lui che ha problemi. No, ma sai cosa? Si va anche su un discorso di autostima, ragazzi. Esatto. Se manca l'autostima, qua vengono tutte le paturnie mentali. Nel senso, io vedo l'invidia, quello ho pensato così, oh, fermi! Io, nel mio percorso, so cosa faccio. So che posso arrivare fin lì, non mi vanterò mai di quello che non so fare, però non mi manca l'autostima, assolutamente. Allora se cominciano a esserci... sei contenta di te stessa? Assolutamente sì, e reputo e dico, sono anche fortunata, non mi manca nulla, perché? Perché mi so accontentare. E se tu sei contento di te stesso, non guardi l'opera dell'altro, non te ne può fregare di meno di se quello è ricco, se quello è più famoso di te, che cacchio. Purtroppo siamo in tanti, questo è vero, ma almeno quelli che hanno questo tipo di ragionamento, che cerchino, è lì l'unione delle forze della luce, capisci? Cioè, tu sei tu e a te non interessa quello che fanno gli altri. Mi ha un punto prima e sono continuamente che non lo so, tale problema solo su io. Ma perché gli hai dato importanza? Io queste cose qui le ho trovate in social anni fa, su altri social, e c'erano di quelle guerre, e tante volte quella volta, che non ero evoluta come adesso, ero più bassa, perché adesso me ne frego. Quella volta c'entravo. Ecco, sei arrivata a capire questo. Mi ha insegnato a fregarmene. Sai quante me ne hanno dato di tu? Mi hanno detto di tutto, ma di tutto e di più mi hanno detto. Ma di solito... Usciva di là.
ma di solito fa parte dell'ignoranza e non è un'offesa ignoranza, sapete benissimo, è ignorare il problema. Sì. Però, dico, sta persona che critica poi alla fine sa fare di meglio? Perché ti critica? Ti ha ascoltata? Ha capito cosa nella fai? vita cosa ha provato quello che hai provato tu? Ma a parte quello, ma nella vita lui alla fine cosa ha fatto? Esatto. Per cui libertà, nel senso che io faccio questo, sono arrivata a questo, se a te interessa ascoltarmi bene, se no, amici come prima, dov'è il problema? Esiste, penso che esista anche, io non ancora, cioè, forse l'ho fatto, sì, per 2 persone, ma esiste anche il blocco, a parte che loro si fanno i fake, mi pare, no? Anche, ma chi se ne frega? Più se ne fanno, più li blocchi. Sì, non so, ti ripeto, io nel discorso qua non so. No, ma voglio dire, quando sei anche negli altri social funziona così. Adesso io qua YouTube, ti devo dire la verità, fino adesso non ho mai litigato con nessuno, non mi interessa neanche. Esatto, assolutamente. Esatto. Cioè, no, ognuno ha il suo. Però chi si ritiene di essere meglio ha un problema lui. Sì, tutto lì. Il problema è suo. Cioè, sai cosa devi fare? Tu sorridi. Sorridi. Non prendertela, sorridi. Hai già distrutto una persona. Sorridi. E non è perché sorridi che sei un ebete, No. Sorridi perché praticamente, scusa, stiamo salutando, ciao. Sorridi perché dici... passi oltre. Vai oltre, sì. Dov'è il problema? Io sto bene, io ho fatto questo, a me sta bene. A te cosa ti cambia? Ti dicono che sei, scusa, ti dicono una parolaccia, adesso non mi va neanche di dirtelo, perché anche per esempio, ti dicono una parolaccia, e quindi tu sai di non esserlo? No, ma a parte quello, se andiamo in un discorso di YouTube, entra dentro, non lo so se puoi intendere anche. No, ma lui perché sente gli insulti che si danno. Benissimo, perché? Ma lì fa parte... Cioè, secondo me, è gente poco corretta, che comunque sono quelli che sono, secondo me, preparati apposta per far casino. Cioè, io vedo una roba, io credo che i social non hanno... Ma no, assolutamente no. No, ma non è neanche quello, Roby. La verità è che nei social viene fuori quello che ti viene fuori anche se uno, scusami, è abituato a sparlare, a essere aggressivo, lo è nei social come nella vita. È una natura, solo che qua tu c'è 24 ore su 24. La classica battuta che gira è che prima era solo nel privato, poi i social lo sanno tutti. Esatto. Hai capito? La differenza è quella, ma non c'è nessuno. Almeno noi la pensiamo così, poi alla fine. Poi vai oltre, sei superiore a questo, dov'è il problema? Te ne freghi, il problema. Tu vedi solo la tua vita alla fine. Scusa, perché se io ti insulto, Roby, vengo a mangiare a casa tua e tu vieni a mangiare a casa mia, cacchio ce ne frega. Ciao. È finita lì. Nel privato non ho nemici. No, ma avevamo capito cosa intendevi, e che sei una bella persona, te lo posso fare il complimento. Dai commenti che hai detto, veramente sei una bella persona, per cui è impossibile che tu hai nemici. Però nei social c'è purtroppo l'invidia, c'è niente da fare. L'invidia, e che devi fare? No, ma l'invidia la trovi dappertutto, ma su qualsiasi contesto. Solo che qua è più facile, sai perché? Te lo spiego io, perché magari nella vita hai faccia a faccia ed è più difficile affrontare faccia a faccia una persona. Qua ti senti più protetto perché c'hai una tastiera, perché sei nascosto, capito? Noi invece facciamo il contrario. Noi faccia a faccia ci diciamo tutto quello che pensiamo, è così che deve essere. Ci mandiamo pure quando serve. A me non me ne frega fare leone da tastiera, sai, dietro lì che parlo, che vedo così, e poi non mi faccio vedere chi sono. Dov'è il problema? Ripeto, è un problema loro. Esattamente, fai così, non ti interessi e basta, proprio, che te frega. Anche perché queste persone dovranno tanto lavorarci dentro. È gente che deve lavorare tanto veramente dentro, tanto. Sì. E tu, anche se puoi dare l'aiuto, se uno non è pronto a riceverlo, fai l'esatto al contrario e magari ti si ritorce il contro. Per cui... Sì. No, bravo, se non porti attenzione va bene. Si sa che è così. Basta fare questo, non si porta attenzione. Stai facendo le domande e ti rispondi da solo. Ascolta, Roby, tu hai una cerchia di persone che ti segue. Continua a interagire con quelle. Con quelle con cui hai un rapporto di dialogo, di tranquillità, che non hai problemi. Se uno ti viene a insultare, ti dice cose, tu fregatene. Però ti devi fregare anche tu di quello che fanno gli altri. No, ma lui non è... sta buona. Vabbè, capisci a me, e lui mi ha capito. Se sapete i vostri discorsi privati, non mi metto in mezzo, privacy. No, quindi bisogna, ognuno si faccia il suo, loro parlano, ti parleranno male di te un giorno, tu non gli rispondi, il secondo giorno
tu non gli rispondi, il terzo giorno non ti pensano più perché vanno da un altro che gli dà soddisfazione e gli risponde. No, perché se tu cominci poi a rispondere, diventa dai un motivo giro. di attacco. Diventa un Tu giro. invece, se proprio guardi una persona, la guardi così e proprio non la calcoli, ma sai quanto... Cioè questa gli tagli le gambe da sola, al di là dei social, cioè non rispondi proprio. Dov'è il problema? L'indifferenza. Prova l'indifferenza verso gli altri. Non tu che devi essere, cioè fai tu l'indifferente nel senso che non li calcoli. Esatto, non porto alcuna attenzione, cioè quello che hai risposto alla fine. Come conosce cosa ci è successo a noi su un social? Che è venuta manchi i cani, come dicono a Napoli. Però loro hanno scritto, Quando, scusami? quando ci hanno scritto, oh, per amor Ma se di ho fatto Dio, è stata solo la signora, una sì, signora che dopo il nostro... Che difatti noi abbiamo detto, mamma mia, cioè si vede che il primo video, e si vede perché... Vabbè, ma si lì vede. è stato detto in un altro senso, Sì, secondo lì me. ha detto Sono i carità, per carità. l'unico che ha scritto Per contro. carità, perché per il resto, vabbè. E io lì sono andata molto scialla, come direbbe mia figlia, e gli ho chiesto, ma scusi, qual è il problema? Non mi ha più risposto. No, ma a parte quello, Tu io esci invece sempre. è uscito, che cavolo, c'ho il telefono, scusate, ma dai, guardo... Non ha più risposto. Eccola. Io molto tranquillamente gli ho chiesto qual è il problema. Invece ho fatto... Tu non hai proprio nulla. risposto. Perché? Ma perché mi devo abbassare al suo livello? Poi non È un sono mica problema fissato, io gli ho suo. chiesto qual è il problema. E tu l'hai chiesto, io no. Vabbè. Io so così. E io so cos'ha. Bene, E e così per è quello così. andiamo d'accordo, sai? Se no sai che rompimento, se fossimo tutte e due uguali. Poi, cappa tosta. E poi la capatosta è uguale tutte e due. No, mi sa che ce l'ho... No, vabbè, No, non voglio dire... che no. dobbiamo fare gara piuttosto? No, per l'amor di Dio, va bene così, va bene, dai. Ok, dai, Ecco, adesso andiamo in competizione su chi ha la testa più dura. No, nessuna competizione. No. Adesso io direi, dai, mi sa che ragazzi, abbiamo fatto, poi Madonna, sono ore che siamo qua, ragazzi. Sono dai. 2 ore e 27 minuti. Intanto. Mi sa che anche Io vi darei la buonanotte, ragazzi. No, ma lui si fa la notte anche, no? Non è così, Roby? Ma difatti deve essere rimasto lui, Roby. È rimasto l'unico, adesso penso sono andati via tutti a dormire. Adesso per quello abbiamo detto, sei rimasto solo e forse se ci spero fai un cenno che esiste o ti sei addormentato. Oddio, sta ancora domandando lui con attenzione. Dove va dunque il genere umano? Verso l'evoluzione, tesoro. Verso l'evoluzione. È sempre quello il discorso, solo che ognuno ha il suo percorso e non è meglio di un altro. L'assassino ha il suo percorso. La vittima ha scelto di fare quello perché doveva imparare. La stessa cosa, quello che la vittima ha il suo percorso. Esatto. E che dici di quelle coppie che in casa uno fa la vittima e l'altro si cercano proprio, si uniscono perché hanno bisogno di capire? Magari quella che viene bastonata dalla mattina alla sera, quello che magari no, e fa la parte della vittima. È scelto. Noi che siamo nati in questo periodo disgraziato, ce lo siamo scelti. Evidentemente dovevamo essere qui in questo momento. E portare qualcosa riguardo all'evoluzione in questo momento. Tutto lì. Anche quelli, il genere umano, una volta che è evoluto, giustamente diventerai... Molti, non lo capisco cosa ha scritto. Molti stanno evolvendo. No, allora, non è proprio così. Sai perché? Perché poi si va... ho paura di andare nei discorsi del... Sì, buttala sempre sullo spirituale. Ecco, perché sennò... Allora, quello che te sembra un'involuzione, in realtà è l'altra faccia della medaglia, nel senso che loro hanno bisogno, hanno dovuto imparare anche questa lezione. Se non imparano questa, ho capito, infatti ti sto rispondendo su questo, hanno dovuto imparare anche questa lezione. L'involvere serve per poi prendere la parte dell'ascesa. Però purtroppo siamo fatti tutti diversi, ognuno ha il proprio tempo. Però ognuno ha il suo tempo. Tu calcola che questo periodo qua storico proprio ci porterà a una grande evoluzione per molte anime. E non è che vivremo in mondi diversi, sarà ognuno per se stesso. Io sarò cresciuta per me stessa e vivrò nel mio stare bene in me stessa. Un altro che non è evoluto, come tu li chiami involuti, staranno male. Quello sarà la differenza tra me e loro, capisci? Tra chi sarà evoluto e chi no.
Poi ci sarà chi starà anche meglio di me, perché ci sono quelli anche più evoluti di me. Beh, è normale. Cioè, ognuno c'ha il suo grado, e che ci saranno ancora quelli più giù. Ognuno ha il suo percorso. E in base al tuo percorso tu ti sentirai, quella è l'evoluzione poi alla fine, sentirsi bene con se stessi. Sì. Quello è, in poche parole. È già un bel... adesso viene quello del pesce, quello esatto. del Gesù. Esatto. Adesso sta arrivando quello. Ed è quello in cui ci sarà la botta più forte di io non lo so se voi percepite tutti questi cambiamenti di energia in questo periodo, cioè giornalmente arrivano delle botte di energia e bisogna essere preparati. L'altro giorno è successo bella, e vi possiamo dire anche gli orari, è cominciata dalle 4, che ora era? Verso le 4 e qualcosa. Pomeriggio, e la seconda botta è arrivata poco prima delle 8 e alle 8 ne è arrivata un'altra tosta, per cui bisogna sapere incanalarle, altrimenti veramente c'è il rischio. Cosa avevano detto? Che tanta gente potrebbe... Sì, va fuori anche di testa. Il 2022 sarà un anno fondamentale. Mi sa che sarà una serie di anni fondamentali. Esatto, e non è solo quello, non è solo quello. Si sta parlando già di altre date, ma... Sì. Sarà un po' lunga, ragazzi. Bisogna avere pazienza, bisogna tenere duro, bisogna elevarsi, tenere le vibrazioni alte. Vado anche lui. Allora, notte, Robby. Adesso salutiamo veramente tutti, perché grazie veramente. Tanto. Allora, ringraziamo tutti. Sì. Robby siete in stati particolare, ma tutti in particolare. Siete stati tutti veramente, tutti quanti. Un bacio. Spero che vi iscriviate appunto anche al nostro canale. Mi raccomando, allora... un abbraccio di luce a tutti. Sì, scusami. Cica 64 Esoteric Whisper of Gaia. Vi aspettiamo numerosi, vi ringraziamo, siete stati gentilissimi veramente, ci ha fatto immenso piacere poter comunicare con voi, veramente è stata una bella esperienza. Non pensavo, perché ti ripeto, essendo la prima, e nulla. Alla prossima, ragazzi. Un bacio. Come diciamo sempre, ciao anime belle. Un abbraccio di luce, hola. Un abbraccio di luce, ciao, ragazzi. Ciao. E la terminiamo, la sappiamo chiudere. Vediamo un po' cosa succede. Guarda che c'è scritto termina stream. Io so leggere, tu sai leggere, termina. Ciao.